Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta e oggi nel primo piano ancora la situazione in Afghanistan. Come sapete, molta gente sta cercando di raggiungere l'aeroporto di Kabul, ma le strade sono controllate ora dai talebani. Ma ne parliamo però subito con una persona che insomma l'Afghanistan l'ha vissuto e lo conosce molto bene. Non avrebbe neanche bisogno di presentazioni, ma ve lo presento: Fausto Biloslavo, giornalista di guerra. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno. Dunque, la situazione, qual è, Fausto, la situazione in questo momento a Kabul, che poi è la fotografia di un po' di tutto l'Afghanistan? Beh, a Kabul, in particolare all'aeroporto, è drammatica perché una massa umana incredibile sta cercando di scappare dal nuovo emirato talebano. Il problema è che migliaia di persone non hanno alcun documento o diritto anche a venire evacuati, cioè non hanno lavorato con le forze della coalizione, non sono attivisti, non sono giornalisti, ma sentono i proclami del primo ministro inglese Boris Johnson: accoglieremo 20.000 persone, e degli americani, e chi più ne ha più ne metta, e si riversano all'aeroporto. E il risultato qual è? Che coloro i quali hanno veramente diritto, stanno veramente scappando, hanno lavorato spalla a spalla con noi, interpreti, lavoratori che si occupavano della logistica, che ci hanno aiutato a mettere sulle basi, ma anche donne impegnate nei diritti femminili, che hanno lavorato con le nostre soldatesse nei programmi di emancipazione. Ecco, questi restano tagliati fuori proprio dalla calca umana. Per di più i talebani hanno messo in piedi anche dei posti di blocco, quindi sta diventando sempre più drammatico e pericoloso. La sicurezza dell'aeroporto è in mano agli americani, che non vogliono sentire ragioni. I nostri militari italiani ci sono, ma non riescono a convincere gli americani a in qualche maniera trovare un corridoio sicuro, aprire i cancelli. Invece gli americani, quando vedono che c'è gente che non c'entra, chiudono i cancelli, ma ne fanno le spese anche chi veramente deve essere messo in salvo. Ecco, ci raccontavi anche la vicenda di una ragazzina di 12 anni che in questo momento è dentro l'aeroporto. Siamo alla follia perché ovviamente cercano addirittura di buttare i bambini oltre le barriere, e c'è questo caso drammatico di una ragazzina di 12 anni che aveva assieme alla famiglia il permesso di venire in Italia. Non posso dirvi perché, ma insomma vi garantisco che era uno delle famiglie a rischio. La ragazzina di 12 anni è riuscita a entrare, ma sono rimasti fuori sua sorella, che è più anziana, ma è incinta, con il marito, e adesso la ragazzina è disperata perché è tagliata fuori, e dividere le famiglie afghane è l'unica cosa che non possiamo fare, e quindi adesso si sta cercando, pure io insisto con chi si occupa delle operazioni, si sta cercando di riunire questa famiglia tagliata fuori dal caos, dalla calca, dalla massa umana che disperatamente vuole partire da Kabul. Fra l'altro, ce lo dicevi prima tu, però insomma stiamo leggendo notizie che sono tragiche, mamme che lanciano i bambini al di là del filo spinato per cercare di salvarli. Sì, è veramente un secondo Vietnam, è un incubo, e questo incubo lo hanno creato, l'hanno voluto, l'hanno provocato in qualche maniera gli americani e gli occidentali in genere, con il ritiro repentino dall'Afghanistan, e non avevano neanche idea che l'esercito poteva sciogliersi come neve al sole. E per di più devo dire che sono sotto banco, probabilmente gli americani anche hanno favorito l'occupazione di Kabul da parte dei talebani, perché il presidente, che non è degno neanche più di questo nome, Ashraf Ghani, è fuggito con la Casa con 169 milioni di dollari, mettendosi d'accordo con i talebani, dando ordine all'esercito di non sparare. Perché io ho ricevuto la mattina di domenica, di Ferragosto, ho ricevuto da un capitano dei corpi speciali, che per fortuna adesso siamo riusciti a portare in salvo in Italia, il seguente messaggio: l'esercito ha ordini dall'alto di non sparare. E io dicevo è impossibile. Poche ore dopo i talebani sono entrati a Kabul, e questo poteva accadere solo con l'avallo degli americani. Ci sono stati altri ufficiali che convincevano i loro uomini, i loro ufficiali, a non combattere, perché questo era l'input degli americani. Una cosa scandalosa, una vergogna, e soprattutto dovevamo portare in salvo prima
i nostri collaboratori, i nostri interpreti, quelli che hanno lavorato spalla a spalla con noi per 20 anni, e non infilarli in questo inferno della fuga da Kabul, in questo nuovo Vietnam di cui tutta la colpa veramente adesso, soprattutto anche per la gestione dell'aeroporto, ricade sull'amministrazione americana e sul nuovo presidente americano che non si è dimostrato all'altezza della situazione. Ecco, fra l'altro Fausto, parliamo di quante persone che dovrebbero essere portate in Italia. Abbiamo visto che un aereo dovrebbe atterrare questo pomeriggio con circa 200 persone afghane. Quanti ancora mancano? Ma gli aerei, quando non c'è questa calca, questa massa, soprattutto quando gli americani non chiudono i cancelli dell'aeroporto, gli aerei volano, i nostri aerei militari volano, ce ne sono 7 in linea fra le nostre basi in Kuwait e ovviamente che fanno spola, però appunto c'è il problema di caricarli e già centinaia di persone sono arrivate. Io stimo che assieme alle famiglie ce ne saranno, almeno c'erano prima di questo caos, 1200, 1500 assieme alle famiglie, compresi quelli che sono già arrivati prima, i 228, quando avevamo ancora le truppe sul terreno, e in quel momento bisognava fare l'evacuazione, in quel momento bisognava fare l'operazione Aquila, ma anche il ministro della difesa ha fatto un errore madornale e questo errore ricade totalmente sulla sua responsabilità di non voler evacuare subito le centinaia di afghani che avevano fatto richiesta. Ci siamo persi con la nostra sicurezza, mentre non hanno neanche i documenti quelli che arrivano a Lampedusa, almeno questi li conosciamo. Adesso però purtroppo potremmo, con questo caos, con questa paura, con questa pressione psicologica, i numeri anche aumenteranno e adesso non è possibile fare i controlli, quindi magari arriveranno fino a 2000, ma comunque sempre numeri contenuti rispetto a quelli di Lampedusa, dove in un paio di giorni sbarcano in 1000 senza documenti, senza autorizzazione, senza sapere chi siano. Questi sono profughi, i nostri collaboratori che scappano veramente dalla guerra, ma tutto è stato organizzato malissimo. Ripeto, c'è anche una responsabilità del ministro della difesa, del vertice della difesa, che non ha saputo capire, come noi scrivevamo da mesi, da settimane e battavamo su questo tasso, non ha saputo capire che l'evacuazione si fa in sicurezza, non si fa in questo caos. Certo. E in sicurezza potevamo farlo solo quando avevamo le truppe sul terreno ad Herat, e quindi bisognava farla entro fine giugno e non cincischiare sui nulla osta sicurezza e i documenti, i controlli e cose. Adesso chi controlla? Nessuno controlla, però certo. Siamo nel caos. Questa non è un'evacuazione, questo è un caos. Ecco, e fra l'altro Fausto, purtroppo queste possiamo definirle persone, non si possono neanche definire così, ma fortunate, perché poi invece c'è la popolazione che rimane lì. Certo, c'è la popolazione che rimane là e gran parte di questa popolazione penso che starà già meditando di prendersi e scappare lungo le linee clandestine dei trafficanti di uomini. Questo è il punto. Lungo la rotta balcanica, prima ancora di questa situazione, cioè lo scorso anno, il 40% degli arrivi erano di afghani. Adesso nel punto di frontiera fra la Turchia, il principale, fra la Turchia e l'Iran, Avan, dove i turchi non a caso hanno tirato su in fretta e furia un muro tra l'altro pagato dai soldi che gli diamo dell'Europa, quindi insomma è tutta una situazione veramente un paradosso, una situazione incredibile. Insomma, in questo posto di frontiera i turchi segnalano che stanno arrivando da 500 a 1000 persone al giorno afghani, sto dicendo, 5 volte tanto rispetto al prossimo anno. Quindi se questi se questa è la situazione ad oggi, figuriamoci cosa può capitare fra qualche settimana e fra qualche mese. Certo, l'Europa dice li aiuteremo, li ospiteremo nei paesi limitrofi, ma voi vi vedete l'Iran, il Pakistan che ha creato questa situazione, che ha voglia di tenersi gli afghani che scappano? No, li manderanno tutti in Europa, quindi un problema su un problema. Ecco, poi noi insomma abbiamo anche notizie di aerei comunque di altri paesi, parliamo insomma anche della Germania, abbiamo letto insomma una notizia con 7 afghani dentro, un aereo completamente vuoto. Sì, perché il problema è appunto l'ultimo passo, cioè superare la cintura di protezione e di sicurezza degli americani,
che non sentono ragioni, quando si rendono conto che c'è qualcuno al centro chiudono tutto, ed è molto difficile riuscire quindi a esfiltrare, a tirar fuori da questa massa i nostri interpreti o quelli tedeschi e riuscirli a farli entrare. E ci sono attivisti dei diritti umani, ci sono le donne incinte, ci sono bambini, tantissimi bambini che hanno passato tutta la scorsa notte all'Adiaccio, e poi i loro capifamiglia, che sono i nostri ex interpreti, mi chiamano, mi dicono non ce la facciamo più, non abbiamo più neanche da bere, è una situazione impossibile, cosa dobbiamo fare? E tutto questo, ripeto, è stato provocato da una improvvida decisione del presidente americano, che non si è reso conto, non si è voluto rendere conto della situazione sul terreno, di quello che voleva capitare, e questa responsabilità, questa macchia della vergogna gli resterà attaccata per sempre al signor Biden, e noi gli siamo andati dietro senza renderci conto che dovevamo evacuare i nostri fratelli afghani prima, quando avevamo ancora le truppe sul terreno. Quindi alla fine, e se poi i talebani cominceranno a usare i loro metodi e a sgombrare le strade e la massa davanti all'aeroporto sparando, e se ci saranno dei morti, che ci sono già stati anche solo sparando in aria o cercando di fermare la folla, almeno una dozzina di morti, se questo accadrà, se finirà in un disastro, questa medaglia della vergogna ce la meritiamo tutta. Certo. Faso, non siamo tornati purtroppo indietro a questo punto di 20 anni. Tu l'Afghanistan l'hai vissuto. I talebani hanno detto sì, noi entriamo, noi garantiamo, insomma, parole, sa bene che cosa accadrà da qua alle prossime settimane. Per l'Afghanistan, per me una seconda patria, è stato veramente una fitta al cuore, ecco, vedere questo terribile epilogo e non essere là, perché ho il bagaglio pronto, ma l'aeroporto è chiuso e nessuno poteva immaginare una caduta e un tradimento così repentino. In Afghanistan c'è stato la prima volta nel 1983, quando c'erano i russi, e l'ultima nel 2019, quando i talebani erano già a 50 km da Kabul, e voglio tornarci per vedere come va veramente a finire, e per vedere questi nuovi talebani, che sono come i vecchi, forse saranno più giovani, i miliziani più giovani si mettono le sneakers come gli occidentali, insomma queste scarpe di ginnastica che vanno di moda, ma fondamentalmente forse cambiano la facciata, ma restano sempre quelli. Basta vedere cosa è successo nelle ultime 48 ore. Hanno sparato sulla folla a Jalalabad e anche a Khost, la folla che semplicemente voleva mettere al posto della bandiera dell'Emirato, c'è la bandiera bianca e nera dei talebani, voleva mettere la bandiera nazionale afghana. Questo volevano fare in occasione dell'anniversario della fine dell'occupazione inglese, dell'indipendenza dall'inglese del 1919. Hanno sparato sulla folla, hanno picchiato i giornalisti e hanno anche decapitato la statua di un leader hazara che era stato catturato, torturato, mutilato dai talebani del primo Emirato Islamico, e quindi questo è anche il collegamento. Hanno decapitato questa statua perché loro sono sunniti e odiano gli sciiti, perché gli hazara è un'altra etnia che è sciita. E quindi cosa è cambiato? Sì, è cambiato che si pongono al mondo con la faccia buona, ma dietro la faccia buona cosa c'è? Dietro la faccia buona c'è l'estremismo islamico. Ecco, quando parliamo insomma di talebani, l'abbiamo visto nel corso degli anni, nella storia, insomma quello che è accaduto, come ci dicevi probabilmente non cambierà nulla, però il problema è che abbiamo dato una speranza alla popolazione afghana. In questo momento la speranza è svanita tutta ad un tratto. Una speranza vana. Non è possibile che dopo 20 anni di intervento della NATO e anche di noi italiani, dopo aver messo in piedi, spendendo 88,2 miliardi, un esercito e le forze di sicurezza che dovevano contare su 300.000 uomini, si sono sciolte come neve al sole. Non è possibile che tutto questo, anche le cose buone e ottime che sono state fatte, i diritti acquisiti, la scuola, le donne, eccetera, tutto questo sia svanito con un'avanzata talebana in 1 mese e mezzo. In 9 giorni hanno conquistato 34 città. Non è possibile, non è possibile. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare. Si dice stanno facendo delle trattative i vari ministeri con i talebani.
secondo te come vedi questa situazione? Sì. Ci sono delle trattative in corso, ci sono delle speranze di un governo inclusivo che rappresenti tutte le etnie, tutti i gruppi, ma i talebani hanno già detto che loro non vogliono la democrazia, quindi comunque insomma, che governo sarebbe? Sono anche onesti in questo, perché me l'hanno sempre detto. Io ho intervistato 2 anni fa il portavoce che adesso finalmente si fa vedere, Mujahidi, che è Zaibullah Mujahidi, che si fa vedere e che appunto insomma era il portavoce di Talebani da tanto tempo, e già allora mi diceva che loro hanno perso troppi uomini, 100.000 uomini per questa jihad, per questa guerra santa, per la legge islamica, non credono, non vogliono la democrazia e i nostri valori, ma che facciano quello che vogliono. Il problema era che bisognava allora a questo punto fermarli, no? Dato che ci abbiamo messo 20 anni per fermarli, e dopo tutto è crollato in un mese e mezzo. Ci sono questi accordi, ci sono questi negoziati in corso con l'ex presidente Karzai, con Abdullah, che è un tagiko e che era il capo della delegazione che doveva trattare a Doha. Ma la domanda è: ma se i talebani hanno già vinto, cosa possono concedere? Ben poco, qualcosa di facciata. E di fatti in un piccolo lembo di terra dell'Afghanistan, la valle del Panjshir a nord di Kabul, c'è chi non ci crede, c'è il figlio del leggendario comandante Ahmad Shah Massoud che ha combattuto contro i sovietici, contro i talebani, ed è stato ucciso nel 2001, è la prima vittima dell'11 settembre da 2 finti giornalisti che erano terroristi di Al-Qaeda, che si sono fatti saltare per aria chiedendogli un'intervista, e c'è il figlio di Massoud, c'è il ministro della difesa Bismillah Khan, e c'è anche e soprattutto il vicepresidente afghano Amrullah Saleh, che è Costituzione in mano, dato che è previsto in caso di fuga del presidente, di ferimento, di morte, è proclamato presidente ad interim, e sono là con i resti dei corpi speciali, 3 battaglioni di corpi speciali, la milizia tagika, hanno qualche carro armato, qualche pezzo d'artiglieria, e oggi sul giornale, come ho scritto, Massoud ha detto, il giovane Massoud: non ci arrenderemo mai, e se si arrenderanno solo per un vero negoziato politico che porti veramente in Afghanistan uno Stato islamico, per amor di Dio, come era prima, ma non l'Emirato talebano. Ecco, ovviamente gli occhi del mondo in questo momento sono sull'Afghanistan, sono sui talebani, quindi qualcuno dice in questo momento sono in una relativa attesa i talebani, perché come abbiamo visto già hanno iniziato a sparare. Le donne e le bambine sono davvero quelle che sono più a rischio. Beh, le donne sono terrorizzate, ne ho sentite diverse in questi giorni, in queste settimane, e sono assolutamente terrorizzate. La prossima settimana, con il mio ampio servizio sull'Afghanistan, su Panorama, uscirà anche un messaggio audio vocale di una donna che parla perfettamente italiana, che è sposata con un interprete che ha lavorato con gli italiani da Herat, e che fa stringere il cuore. Chiede solo: aiutateci, perché io voglio vivere, cioè questo è il messaggio, io voglio vivere, questo è il problema delle donne. Ci sono degli audio degli emiri talebani, quelli che, per esempio, il primo che ha conquistato la prima città nella provincia di Nimruz al confine con l'Iran, che già comincia a dire le vedove possono andare in sposa ai mujahideen, parla delle giovani donne, quindi tutti hanno terrore di diventare schiavi del sesso come sotto lo Stato islamico, no? È ovvio, tutti hanno terrore di dover continuare a portare il burqa, no? Mentre a Kabul giravano anche senza velo, vestivano occidentale, si truccavano con il rossetto. Sembrano banalità, ma non sono banalità, no, perché rappresentano la libertà. Certo. E qua è in gioco la libertà, e il mondo libero, l'ex mondo libero dell'Occidente, ha tradito la libertà degli afghani. Ti faccio le ultime 2 domande, Fausto. Tu adesso stai organizzandoti per partire. Anche per i giornalisti le difficoltà di lavorare in zone come queste?
Sono enormi, basta vedere che l'Afghanistan è tagliato fuori, certo non possiamo andare via terra perché spariremo in un attimo e purtroppo l'aeroporto di Kabul è aperto solo ai voli militari, i voli militari non ci vogliono imbarcare, adesso stiamo provando con le Nazioni Unite, stiamo provando con i voli delle associazioni umanitarie, ma anche loro non hanno autorizzazione a volare su Kabul, quindi dobbiamo aspettare che torni un volo commerciale oppure trovare qualche altra soluzione che però al momento è difficile ed è estremamente pericoloso raccontare, a entrare in Afghanistan adesso è raccontarlo, ma confido anche nei talebani. Hanno detto che non ci sono problemi con i giornalisti, il portavoce Zaibullah ha detto sì, ok, venite, benissimo, io andrò e vedremo se sarà così. Fausto, ultimissima domanda, poi ti lascio perché so che sei impegnatissimo. Molte associazioni, anche molti gruppi stanno organizzandosi per aiutare la popolazione afghana. Adesso leggo Assindustria Veneto, centro in campo per i profughi e le famiglie afghane. Si può fare di più? Ma fanno benissimo anche perché dobbiamo prepararci a una probabile ondata e loro scappano veramente dalla guerra e bisogna accoglierli, bisogna aiutarli nella migliore maniera possibile. Però quello che dico è, io da 7 mesi lancio l'allarme, soprattutto per i nostri collaboratori, per i nostri interpreti. E dove erano tutte le ONG che si fanno in quattro per far sbarcare i migranti clandestini a Lampedusa o in Italia, e dove erano tutti i politici? Posso contare i politici che mi hanno dato ascolto sulle dita di una mano forse. Adesso parlano tutti, adesso tutti si strappano i capelli, adesso dico sì, stiamo facendo, ho visto anche un europarlamentare, Moretti, no? Mi sembra che sia di centrosinistra, del PD, no? Ecco, che ha detto sì, ho salvato una Dov'era quando io lanciavo gli appelli sul giornale? Perché non ha risposto a questi appelli? Dov'era quando io dicevo guardate che va a finire male? Dov'era quando io ripetevo bisogna evacuarli subito, in fretta, prima che vada a finire male? Adesso parlano. Fausto, grazie. Noi ovviamente rimarremo in contatto con te per eventuali novità, speriamo insomma in qualcosa di positivo anche se la situazione continua ad essere drammatica. Grazie davvero, grazie Fausto per questa testimonianza, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Dunque continuiamo a parlare perché dopo essere partiti ieri da Kabul a bordo di 2 C-130 dell'aeronautica militare, il primo con 103 persone, il secondo con 99, per poi essere imbarcati tutti insieme su un Boeing KC-767 e decollato dal Kuwait, 202 afghani tra ex collaboratori e i loro familiari, abbiamo sentito anche Fausto Biloslavo, a quanto si è appreso sono ora in viaggio per Roma, sul volo dovrebbe esserci anche l'attivista Zara Hamadi, poi ce ne parlerà anche la nostra Anna Maria Parisi da Venezia, e all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è atteso per le 12 e le 13, dunque in attesa questo nuovo volo davvero della speranza per queste persone che stanno scappando dalla guerra, lo vogliamo ripetere. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua in studio. Siamo tornati nuovamente in diretta, sempre qua in studio. Abbiamo parlato, avete sentito il giornalista di guerra Fausto Biloslavo che ha raccontato, insomma, visto dai suoi occhi la situazione drammatica che sta vivendo l'Afghanistan. Kabul è la fotografia di questo paese, la popolazione che è terrorizzata, che si sta riversando sulle strade per raggiungere gli aeroporti, che adesso strade che sono purtroppo controllate dai talebani, situazione anche difficile poter poi accedere anche per i collaboratori afghani che hanno collaborato con l'Italia, che non riescono a raggiungere l'aeroporto, la parte militare, per poi essere imbarcati negli aerei italiani, perché come avete sentito sono controllati invece in questo caso dagli americani, quindi diventa una situazione davvero di caos, una situazione difficilissima in questo momento, che potrebbe poi precipitare ancora di più se poi i talebani cominciano a sparare come hanno già fatto sulla folla che si sta riversando all'aeroporto. Ne parleremo. Io vedo però adesso, ci spostiamo a Venezia, perché io vedo già sullo schermo la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, ero già collegata prima della pubblicità e sentivo che avevi anticipato il fatto che appunto sta per atterrare a Fiumicino Zahra Hamadi, quindi l'arrivo è atteso tra adesso praticamente 12:30 e le 13. Sentivo che hai già anticipato che a bordo dell'aereo militare ci sono 203 persone, tutte di nazionalità afghana, che appunto sono riuscite ad imbarcarsi su questo volo e arriveranno appunto a Fiumicino intorno alle 13. Sta per raggiungere anche lo scalo romano il fratello di Zahra Hamadi, il ristoratore veneziano Hamed, lo chef che abbiamo contattato anche nelle scorse ore e che però ha preferito affidare ai social, a Facebook, in questo caso alla sua pagina Facebook, il fatto di come la sorella sia riuscita appunto ad imbarcarsi, ringraziando tutto il popolo italiano e in particolare tutte le persone che si sono mobilitate, a cominciare dai rappresentanti, dai nostri parlamentari veneziani, vicentini e non soltanto, ma anche ringraziando, si sono mobilitati perché la sorella potesse raggiungere questo aereo e quindi imbarcarsi, ma ha ringraziato anche il governatore del Veneto, il presidente Luca Zaia, così nella pagina Facebook Hamed Hamadi, pagina che è visibile a tutti. C'è da dire però che la sorella Zahra, quando arriverà a Fiumicino insieme alle altre 200 persone, dovrà attenersi alla cosiddetta profilassi sanitaria, cioè la quarantena come conosciamo tutti, che quindi atterreranno a Fiumicino, verranno posizionati in un terminal, il terminal numero 5, e poi da lì per la quarantena verranno attivate tutte le procedure del caso con le strutture che verranno messe a disposizione per tutte le persone. Al termine di questa quarantena, una volta che Zahra potrà arrivare qui a Venezia, è attesa, come sappiamo bene, una grande festa per lei, per l'attivista, così come aveva anticipato anche il deputato veneziano Nicola Pellicani. E, insomma, la popolazione italiana e veneziana si sta mobilitando a favore di questa attivista di soli 32 anni, ma già molto conosciuta per via appunto purtroppo di questa vicenda. E se permetti, Daniela, vorrei parlare di un'altra donna in questo caso, che la cronaca purtroppo ha messo in evidenza però per una tragedia che si è registrata lungo le nostre spiagge, in quel di Eraclea, lungo la spiaggia di via Marinella. Questa notte una donna di 46 anni di nazionalità rumena ma residente da tempo ad Eraclea, Florina Gogu Cerasela, verso le 3:30 del mattino, in compagnia di alcuni amici, si era recata in spiaggia per fare il bagno di notte, però per cause al vaglio degli inquirenti qualcosa non è andato per il verso giusto e il bagno al chiaro di luna si è trasformato in un dramma. La donna non è più riemersa, forse per un malore, ed è morta tra le acque di Eraclea. Insomma, donne protagoniste della cronaca di questi nostri giorni. E volevo dirti un'altra cosa, sono con la mascherina perché siamo ospiti presso una delle strutture della ULSS 3 Serenissima, dove è in corso in questo momento una importante conferenza stampa, importante perché parla di Covid e bambini in età pediatrica.
pediatrica. È uno studio che viene presentato proprio in questo momento, e quindi abbiamo chiesto ospitalità presso una delle loro stanze, e a breve dovrebbe raggiungerci anche il direttore generale della ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, per parlarci di questo studio che mette in evidenza, tra le altre cose, di come le sintomatologie del Covid nei bambini siano molto differenti rispetto a quelle degli adulti, perché non sono visibili, cioè si ha della febbre, però possono avere delle ripercussioni dal punto di vista cardiologico anche piuttosto serie, molto molto gravi. Ecco, nel frattempo, buongiorno direttore, il direttore Contato è riuscito a raggiungermi, grazie, l'abbiamo strappata la conferenza. Grazie a voi, buona giornata. Senta direttore, dicevo appunto di questo importante studio che mette in evidenza, che state presentando adesso, che mette in evidenza di come la sintomatologia del Covid nei bambini in età pediatrica sia completamente differente rispetto a quella degli adulti. Sì, è chiaro che nei bambini la patologia del Covid si esprime in maniera molto diversa, sicuramente come sintomatologia molto più ridotta. Quello che noi siamo abituati a pensare del Covid nel bambino proprio avviene in maniera molto sfumata, c'è una sorta di infezione soft, proprio paucisintomatici eventualmente. Quindi però c'è la febbre, però c'è la febbre, non c'è un interessamento praticamente delle vie respiratorie, però sono molto interessanti le complicazioni nel caso in cui avvengano, per cui quando le cose si complicano l'interessamento di organi come il cuore, come i reni diventano impegnativi, e quindi bisogna porre particolare attenzione a questi casi, a questi bambini. Per fortuna sono molto pochi, si presentano in maniera molto ridotta, però va posta una enorme attenzione. Daniela, se hai domande da studio, altrimenti avrei diverse domande da porre all'attenzione del direttore Contato, perché questo studio è veramente molto interessante. No, fai pure, Anna, tranquilla. Sì, d'accordo. Direttore Contato, mi ha veramente stupito il fatto che ci possono essere delle gravi complicazioni se i genitori non riescono a intercettare il fatto che i bambini si siano ammalati da Covid. È necessario dunque, appena si presentano dei sintomi, qual è la febbre alta ad esempio, fare subito un tampone? Sì, intanto è importante che i genitori, come di solito succede, stiano attenti alla salute dei propri figli, ma e questo direi è una banalità ed è scontato. Come servizi, come pediatria, come azienda USL 3 noi stiamo attenti e siamo disponibili anche con i nostri pronto soccorso pediatrici a raccogliere alla minima avvisaglia i bambini con i loro genitori e dare le risposte necessarie anche in questo caso. Ecco, in conferenza adesso presente con il dottor Sbroggiò anche il primario dell'unità ospedaliera di pediatria di Mestre, non soltanto. La dottoressa Cavicchioli, che naturalmente fa da riferimento per il gruppo dei pediatri dell'azienda, e insieme ai pediatri del territorio stiamo portando avanti quello che riteniamo oggi un'azione molto strategica, che è vaccinare la fascia pediatrica della popolazione, quella fascia dai 12 ai 14 anni che oggi è un po' meno protetta rispetto agli altri, e noi proprio anche in previsione della scuola vorremmo agire e lanciare un ulteriore messaggio alla popolazione, soprattutto ai genitori, affinché pongano attenzione ai loro figli e all'opportunità che hanno i loro figli con la vaccinazione. La domanda di cui mi faccio portavoce, che credo che si porranno tante persone che ci stanno ascoltando, è: qual è il vaccino adatto per i bimbi dai 12 anni in su? Noi ai pediatri di libera scelta daremo il Moderna, e sarà fornito a tutti i pediatri che aderiranno a questa campagna. Abbiamo già rispetto ai 61 pediatri, già 24 hanno fatto opzione di partecipare a
questo intervento, stiamo raccogliendo ulteriori adesioni e sulla base delle prenotazioni che loro riceveranno andremo a fornire il vaccino Moderna, che è un vaccino anche questo sicuro. Da completare ancora la vaccinazione per molti over 50, da completarsi nel senso che molti ancora non si stanno presentando? Sì, noi nella fascia d'età degli over 50 stiamo raggiungendo l'80% della popolazione bersaglio vaccinata, quindi c'è bisogno di un altro sforzo, però siamo già a buon punto. Abbiamo qualche criticità in più sulla fascia dei trentenni, dove stiamo raggiungendo il 70%, però noi siamo abbastanza convinti che le persone che possono accedere e vivere magari l'autunno in maniera più tranquilla sono molte e possono accedere liberamente ai nostri punti vaccinali. Dottor Contato, dallo studio emerge che la fascia di età maggiormente colpita è molto giovane, perché si attesta sui 33 anni. Sì, la positività ai tamponi, sui tamponi fatti si sta posizionando sui 33 anni, che significa che la popolazione giovane non è indenne come si pensava all'inizio di questa pandemia, dove maggiormente colpiti erano gli anziani e gli adulti. La socialità e le relazioni tra giovani e anche la minor copertura di vaccino porta a questo risultato, naturalmente, e si vede chiaramente i nostri grafici di studi che stiamo facendo, si vede esattamente che man mano che cresce l'età diminuisce anche la positività ai tamponi. Ecco, abbiamo visto anche come ci siano 4 persone ricoverate in terapia intensiva. Questo non significa che si sia in una zona emergenziale, tutt'altro, però rispetto allo 0 registrato nei giorni passati mette in evidenza che l'attenzione è ancora molto alta e comunque nella fase ospedaliera la situazione non è assolutamente critica. No, la situazione in ospedale non è critica assolutamente, noi siamo molto esigenti, però non vorremmo più avere a che fare con questa terribile malattia, è per questo che stiamo quasi stiamo diventando monotoni, quasi spingendo la popolazione a convincersi che sì, abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo vaccinato tanta gente, però anche chi è indeciso varrebbe la pena che un pensierino lo facesse, che optasse per una scelta di civiltà e anche di attenzione per sé e per gli altri. È proprio, credo che ci siamo forse con il tempo, ma se mi concedi ancora qualche secondo, Daniela, volevo dire che sempre qui nella zona della ULSS 3 Serenissima sono in corso le vaccinazioni, la seconda tornata di vaccinazioni per i senza tetto. Sì, proprio oggi stiamo sottoponendo a vaccino i senza tetto in collaborazione con Caritas, abbiamo prenotato oltre 100 persone, stiamo facendo anche i richiami perché 28 giorni fa abbiamo fatto la prima tornata, adesso stiamo facendo i richiami di chi deve essere vaccinato con la seconda dose e stiamo vaccinando altre persone che la Caritas ha raccolto in queste settimane. È un servizio anche questo, rientra in quella filosofia che abbiamo sempre sostenuto di non lasciare indietro nessuno, e proprio queste persone magari sono le più fragili, le più deboli, le meno considerate, e noi non le vogliamo assolutamente lasciare indietro. Ultimissima domanda, dottor Contato, mi domandavo, io ho fatto la seconda dose del vaccino Pfizer, in questo caso a maggio, quando si parla della terza dose, dopo quanti mesi? Guardi, questi sono dati allo studio a livello di Ministero e di AIFA, questi dati si stanno raccogliendo i dati necessari per fare le valutazioni più corrette. Al momento in termini scientifici non abbiamo ancora ricevuto indicazioni precise, quindi si sta ancora studiando il momento migliore per poter eventualmente fare la terza dose di richiamo. Penso che nei prossime settimane avremo qualche riferimento.
ritengo proprio a partire dalle popolazioni più fragili, gli oncologici, esempio, i dializzati. Ecco, forse per questi si stanno facendo già delle considerazioni in termini di tempo, anche perché hanno delle risposte immunitarie molto più ridotte, quindi avranno bisogno sicuramente di qualcosa. Quindi quando si sente dire che la terza dose verrà dopo 9 mesi è scorretto, perché ancora non ci sono delle indicazioni scientifiche. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali, quindi noi dobbiamo lavorare su base di dati scientifici e dati omogenei e riconosciuti, perciò stiamo attendendo indicazioni in merito. Dottor Contatto, la ringrazio per questa sua grande disponibilità. Se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero Anna Maria, grazie, ringrazio anche il tuo ospite e buon lavoro. Grazie. Grazie mille, buona giornata. Anche a voi. Dunque noi andiamo avanti con la nostra diretta, abbiamo parlato dell'Afghanistan, parliamo però adesso anche insomma di casa nostra, parliamo del turismo perché siamo arrivati un po' al giro di boa per l'estate, ormai insomma si può fare un primo bilancio, ne parliamo con l'assessore, lo vedo già sullo schermo, l'assessore regionale al turismo, Federico Caner, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno. Dunque, giro di boa, è passato il Ferragosto, si può adesso insomma, fare un primo bilancio di come è andata un po' nelle zone balneari ma anche nelle zone montane. Ma assolutamente sì, si può fare già tirare un po' le somme della situazione, anche perché devo dire che è stata un'estate molto positiva, sia luglio che agosto, addirittura durante il periodo di Ferragosto, in quel weekend là abbiamo avuto il tutto esaurito nella costa, in montagna, il lago di Garda in particolare. Anche il termale ha dato dei segnali di ripresa molto importanti e in ogni caso sia luglio che agosto, in particolare agosto, abbiamo girato a livelli di oltre il 90% di tasso di occupazione degli alloggi, quindi direi che c'è una grande soddisfazione da parte degli operatori, anche se ovviamente dobbiamo sempre fare attenzione perché diciamo che secondo me questa voglia di ripartenza è dettata un po' dal fatto che siamo stati bloccati per tanto tempo, la gente aveva voglia di ripartire, non soltanto gli italiani ma anche gli stranieri che sono tornati importanti, soprattutto i tedeschi nella costa e nel lago di Garda e in montagna, e questo ha fatto la differenza con circa un 60% di presenze straniere, e questo è un dato veramente rilevante. Però questo ci deve anche dire che non dobbiamo cullarci sugli allori e pensare che sia già tutto alle spalle, ma invece dobbiamo pensare sempre a continuare a investire, ad adeguare le nostre strutture turistiche, a pensare a nuovi prodotti turistici, insomma a far sentire i turisti sia stranieri che italiani sempre a loro agio nelle nostre località, altrimenti è un attimo perdere anche questo recupero che abbiamo fatto a luglio e agosto. Ecco, Assessore, ci sono iniziative per i prossimi mesi? Ma guardi, ci sono tante iniziative, nel senso che ogni località fortunatamente grazie ai consorzi di promozione turistica, grazie alle OGD si sono date da fare. Penso anche a tutto il tema dei concerti che sono ripartiti pure in sicurezza con il Green Pass, con tutte le attrazioni all'aperto che solitamente eravamo abituati ad avere, sono ripartite ovviamente con le limitazioni del caso, soprattutto dal punto di vista numerico, però insomma vedo anche nelle città d'arte una voglia di ripartenza importante, con molte iniziative messe anche in campo dai sindaci, dagli operatori turistici. Ovvio che proprio le città d'arte sono quelle che continuano un po' a pagare la situazione. Penso a Venezia, che sta girando ad agosto con un 60% di tasso di occupazione rispetto a oltre il 90% che le dicevo prima sulla costa, in montagna o al lago di Garda. Questo comunque era presumibile prima di tutto perché le città d'arte in agosto che non è mai stato il loro forte come periodo, ma semmai da settembre in poi, oppure prima dell'estate, insomma quando fa meno caldo la gente ha più voglia di andare in città, di andare a musei o comunque semplicemente anche passeggiare per le strade. Però insomma abbiamo ancora questo campanello d'allarme legato alle città d'arte che dobbiamo assolutamente lavorare per farle riprendere a pieno ritmo.
Il Green Pass secondo lei in qualche maniera ha un po' disincentivato i turisti ad arrivare in Italia? Qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Ma guardi, onestamente se io guardo i dati mi verrebbe da dire anche di no, perché ripeto, i turisti tedeschi per esempio sono tanti e sono tornati alla faccia di chi diceva che non sarebbero arrivati, invece in realtà sono arrivati in massa. È anche vero che è un turista, diciamo, affezionato alle nostre località, abituato a raggiungerci tramite l'automobile, quindi tutta la fascia bassa dell'Europa, diciamo, bassa intendo meridionale, quindi la Baviera, l'Austria, la Svizzera, arrivano comodamente in macchina nelle nostre località e sono tornati anche quest'anno, però Green Pass o non Green Pass sono arrivati. Ovvio che diciamo senza la pandemia sicuramente avremmo avuto dei numeri più alti e comunque insomma il tema della vaccinazione un po' ha frenato, però devo anche dire che i nostri operatori si sono tutti attrezzati, ma non solo gli hotel, penso anche ai ristoranti. Guardi, i ristoranti di fatto hanno raddoppiato la capacità ricettiva perché hanno non solo al mare, in montagna e al lago, ma anche nelle città d'arte hanno diciamo, usufruito dei plateatici all'aperto e quindi oltre ad avere dei posti al chiuso dove potevano comunque far sedere le persone che munite di Green Pass o di tampone, all'esterno invece era accessibile a tutti. Quindi diciamo che tutto sommato si è riusciti ad accontentare sia chi era provvisto di Green Pass sia chi non lo era. Ecco, è mancata tutta una fetta di turisti stranieri che sono quelli che, insomma, che fanno ancora difficoltà ad arrivare. Sì, sono mancati diciamo gli extraoceano, cioè diciamo io li chiamo così, extra UE, cioè gli americani, i cinesi, i giapponesi. Questa fetta di mercato sicuramente è mancata ed è anche la fetta di mercato che mette in difficoltà le città d'arte, perché gran parte di queste persone che arrivano da oltreoceano vengono appunto a visitare posti un po' particolari, cioè difficilmente vengono al mare, tanto per capirci, o al lago di Garda. Forse qualcuno sì in montagna, perché le Dolomiti sono comunque mete diciamo apprezzate a livello internazionale, però gran parte di essi vengono in Italia per la parte, diciamo, se vogliamo, culturale, e quindi le città d'arte, vedere i grandi concerti, penso all'Arena di Verona piuttosto che alla Fenice o qualsiasi altre nostre attrazioni di tipo internazionale. Ecco, questi sono mancati a causa anche non dico del blocco, perché gli aeroporti hanno riaperto, però sicuramente le linee aeree non sono le stesse, gli aerei non hanno quella frequenza di volo che avevano nel 2019, quindi sicuramente qui un impatto negativo c'è stato. Devo dire però che c'è un aspetto positivo e discutendo anche con alcuni operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria datoriali, c'è il ritorno degli italiani e dei veneti, nel nostro caso, nelle nostre località, quindi nella nostra montagna, nel nostro mare, nel nostro lago di Garda, alle nostre terme. Ecco, io credo che sia importante lavorare nei prossimi anni per far sì che il turismo internazionale torni a continuare ad arrivare, come ha fatto anche quest'anno, perché le dicevo che c'è stato un 60% di presenza straniera ed è molto importante considerando il momento, diciamo, che stiamo vivendo, ma la cosa più importante è vedere gli italiani che sono rimasti a fare le vacanze in Italia. Ovviamente, guardi, mi dispiace per tutti coloro che lavorano nelle agenzie di viaggio, perché loro sì, purtroppo hanno subito un grave danno, perché tanti italiani se ne andavano all'estero e utilizzavano i servizi delle agenzie di viaggio, e loro poverini sono quelli che stanno pagando la situazione più alta e salata di questi 2 anni. Però è anche vero che nelle nostre località, proprio confrontandomi con gli operatori, mi dicevano: guarda, sono tornati gli stranieri, ma soprattutto sono aumentati gli italiani, quindi sarà importante lavorare nei prossimi anni per dire agli italiani che possono trovare delle vacanze adeguate nel nostro territorio e non darli per scontato, perché forse negli anni passati li abbiamo dati un po' per scontati, o perché erano vicini o perché si riteneva un mercato perso rispetto allo straniero. Insomma, devo dire che questo è un dato che ci deve far riflettere. Ecco, adesso un'altra domanda. Qualcuno dice, non so se lei ha dei numeri, ci sono però anche molti alberghi, molte strutture che sono rimaste chiuse. Lei sa magari per quante strutture
insomma, importanti, grosse? Ma guardi, questo succedeva un po' prima dell'estate. Durante la primavera c'è stato qualcuno che effettivamente aveva chiuso. Devo dire la verità che qualcuno ha approfittato anche per fare dei lavori di sistemazione dei propri alberghi piuttosto che altre strutture ricettive, ha approfittato della situazione per ristrutturare, e quindi quelli che hanno chiuso sinceramente principalmente hanno chiuso per questo motivo. Oppure c'è gente che ha chiuso anche definitivamente, ma perché magari era già in difficoltà prima del Covid, il Covid ha dato la mazzata finale. Insomma, dobbiamo anche tenere presente che non tutte le attività sia commerciali sia ricettive sono all'altezza degli standard che noi desideriamo, che noi come regione, ma anche gli operatori stessi. Questo bisogna anche dirlo ad onor del vero. Quindi insomma, diciamo che qualcuno ci ha lasciato le penne perché non era adeguato, no, agli standard qualitativi che oggi sono richiesti. Però guardi, a luglio-agosto a me non risultano situazioni così gravi, anzi le dico che soprattutto nel periodo diciamo a cavallo delle 2 settimane centrali di Ferragosto abbiamo avuto il 100% di occupazione, quindi non si trovava un posto libero. Ecco, Assessore, invece ci sono arrivate anche alcune chiamate, persone che si lamentano di rincari soprattutto negli hotel, nei campeggi, un po' dappertutto. Ma guardi, può essere che qualche rincaro, allora a me non risultano rincari particolari, però voglio dire, ovvio che non posso metterci la mano sul fuoco come si suol dire, da qualche parte magari questo c'è anche stato, però dobbiamo anche dire, non perché debba spezzare una lancia a favore degli operatori, però dobbiamo anche dire che appunto l'anno scorso è stata un'annata tragica con un po' di recupero a luglio-agosto ma parziale, quest'anno si è partiti in ritardo, comunque si è perso tutto il mese di maggio, si è cominciato a lavorare a giugno, quindi posso anche capire che qualcuno stia cercando magari anche di recuperare. Siccome agosto le prenotazioni arrivavano ed erano anche tante, le dico che in certe situazioni c'è stato il tutto esaurito, può anche succedere che da qualche parte questa cosa sia accaduta, però non mi risultano aumenti sproporzionati. Ecco. Se questo comunque c'è ed è accaduto, che ce lo segnalino pure, perché è ovvio che non è una competenza regionale, perché è libero mercato, ognuno mette i prezzi che vuole, insomma lo fa il mercato, però è anche vero che è anche mio compito quello di segnare agli operatori se ci sono delle distorsioni, qualcosa che non funziona, che la gente ce lo comunichi pure a livello regionale, che noi provvederemo comunque a chiedere di fare attenzione, perché assolutamente questo non deve avvenire. Ci sta un leggero rincaro per le motivazioni che le ho detto, sicuramente non ci sta approfittarne, che ne so, raddoppiando i prezzi, ecco. Ecco, Assessore, che cosa prevedete per questo autunno? Poi oltretutto insomma ci si prepara anche per la stagione, poi insomma si spera un po' più avanti, invernale per le zone montane. Ma guardi, su autunno stiamo lavorando molto appunto sulle città d'arte, perché secondo me sarà il momento della ripresa anche di quel settore, un po' per le motivazioni che le dicevo prima, perché insomma io speriamo tutti che questa pandemia sia alla fine, anche se c'è qualcuno che teme un ricontagio da ottobre in poi, però insomma io penso anche che il lavoro che è stato fatto tra vaccinazioni, tra gente che ha contratto il virus, tra i nuovi medicinali che sono arrivati e che quindi ci permettono di essere curati abbondantemente e adeguatamente in ospedale, insomma io penso anzi non positivo, perché è un termine brutto in questo periodo, no. Diciamo che sono ottimista, ecco, sono ottimista per ottobre e novembre, e quindi ci sarà una ripresa anche delle città d'arte, e ovviamente stiamo lavorando anche per il settore invernale. Ecco, speriamo che arrivi cospicua anche la neve, abbiamo già i protocolli per andare a sciare in sicurezza, anche per la capienza degli impianti a fune, stiamo facendo una promozione adeguata anche sui mercati proprio per il settore invernale, quindi insomma auspico che sia comunque alla fine un anno, quello del 2021, che sicuramente non saranno gli anni, non sarà l'anno record come eravamo abituati nel 2019 e 2018, però diciamo che alla fine secondo me ci saremmo difesi bene. Anche perché, Assessore, l'anno scorso c'è stata la neve ma non si poteva andare insomma tanto a sciare, sarebbe paradossale, quest'anno si può andare ma magari non c'è la neve.
Sì, è esattamente così. Però guardi, sai una cosa, bisogna anche imparare a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché quando succedono situazioni di questo tipo ci sono dei settori che vanno completamente in crisi, ma ci sono dei settori che esplodono. Nel senso, in maniera positiva, nel senso che hanno la possibilità, diciamo, di trovare fasce di mercato che prima non avevano. Le faccio un esempio: in montagna è vero che gli impianti a fune sono rimasti chiusi per un bel po', però guardi, tutto quello che è stato lo sci di fondo o lo sci d'alpinismo, quindi legato a persone che scalavano le montagne con le pelle di foca e poi scendevano, no, sciando con i sci ai piedi, ecco, diciamo, è esploso questo settore, che anche dal punto di vista, se vogliamo, del merchandising, cioè delle attrezzature sportive che sono state vendute in quel settore, in questo periodo ha avuto un boom incredibile, così come le biciclette, per esempio, no? Cioè, quindi Certo. a fronte di situazioni negative ci sono sempre dei settori che magari approfittano di questo per trovare nuove nicchie di mercato. Ecco, quindi per carità, io spero che si torni alla normalità, perché i numeri purtroppo, per fortuna, le fanno altre attrazioni turistiche, però è anche vero che, insomma, nella difficoltà ci sono dei settori che hanno trovato spazio di crescita in questi mesi, questi anni. Un'ultima domanda, Assessore, a livello regionale progetti futuri? Ma guardi, noi stiamo puntando molto sui nuovi finanziamenti che avremo a livello europeo, i POR-FES, che sono, guardi, più che raddoppiati per il settennato 2021-2027. Questo ci ha portato anche a un cofinanziamento regionale molto importante, quindi con uno sforzo da parte dell'amministrazione Zaia molto importante a livello di bilancio regionale, però ci consente di raddoppiare le risorse a disposizione. Noi nello scorso settennato avevamo 600 milioni di euro per i POR-FES, ora passiamo il miliardo di euro, quindi è ovvio che questo ci mette in una situazione di poter creare nuovi bandi a sostegno delle imprese turistiche e non solo, di tutte le imprese, ci consente di creare nuovi prodotti turistici, ci consente di dare finanziamenti a fondo perduto anche sino all'80% per tutti coloro che creano delle reti di impresa per poter creare prodotti turistici nuovi. Ne abbiamo appena chiuso uno da 6 milioni di euro e ci sono arrivate domande per oltre 12 milioni di euro, quindi il doppio rispetto alla disponibilità. Adesso noi contiamo di utilizzare queste risorse che le ho appena detto, che sono in arrivo, per poter anche scorrere le graduatorie e quindi accontentare un po' tutti quanti, però questo ci dice che c'è fermento sul territorio, cioè c'è voglia di investire, di innovare, di crederci, di creare. Quindi il messaggio che io vorrei lanciare è proprio questo: l'anno penso che alla fine non si chiuderà in maniera così negativa, vista anche la situazione, e questo ci dà fiducia per investire per il futuro. Mi scusi, Assessore, ci si aspettava qualcosa in più secondo lei, oppure eravamo in linea su quelle, insomma, che erano le attese? Ma guardi, io francamente non vorrei appunto fare l'inguaribile ottimista, però secondo me ci si aspettava anche qualcosa in meno di quello che è accaduto a luglio. Parlo almeno per quanto riguarda la stagione estiva. Ovvio che l'invernale scorsa, quella vecchia, quella a cavallo, diciamo, tra il 20 e il 21, come tutti sappiamo, è stata stranegativa. In effetti siamo dovuti intervenire anche con un decreto ministeriale in aiuto, per esempio, agli impianti da sci e a tutte le località di montagna che quest'inverno hanno chiuso completamente i battenti. Però la prossima già sarà un inverno diverso, quindi l'estate è andata assolutamente bene, o comunque sono i numeri che io ho. Se adesso il clima ci dà anche un po' una mano e magari settembre sarà un settembre, diciamo, bello dal punto di vista meteorologico, sono convinto che si chiuderà facendo un recupero veramente importante. Quindi se adesso noi da settembre in poi lavoriamo sulle città d'arte, insomma, abbiamo tanti siti UNESCO nuovi, abbiamo anche Padova, Urbs-Picta, che è appena passata come nono sito UNESCO riconosciuto. Insomma, stiamo lavorando molto sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene, Prosecco di OCG, anche lì sito UNESCO riconosciuto con investimenti importanti, così come in altre località magari meno conosciute, penso i borghi, abbiamo molti borghi riconosciuti tra i borghi più belli d'Italia. Insomma, c'è tanta carne al fuoco e penso che chiuderemo l'anno in maniera, diciamo, migliore rispetto a quella che avevamo previsto. Assessore, la ringrazio.
Grazie Grazie davvero. a lei e buon fine agosto a tutti. Grazie Assessore, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Ora ci spostiamo invece a Treviso per l'ennesimo incidente stradale sulle strade della Marca. Proprio questa mattina un 84enne di Monasera è stato investito da un fuoristrada in via Roma mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali a pochi metri di distanza dal mercato settimanale. L'impatto è avvenuto, come vi ho detto, questa mattina intorno alle 8:30. Sul posto si sono ovviamente precipitati immediatamente il SUEM 118, gli agenti della polizia locale, illeso il guidatore del fuoristrada. L'84enne invece è stato intubato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. La polizia locale di Monasera e San Biagio è al lavoro per ricostruire la dinamica di questo sinistro. Dopo l'impatto con il fuoristrada l'anziano è finito purtroppo sull'asfalto procurandosi numerose lesioni in un incidente molto simile al tragico investimento avvenuto a Casale Sussil in cui aveva perso la vita l'ex vigile Bruno Zanon, e purtroppo si registra quindi l'ennesimo incidente stradale. Ogni giorno nella Marca dobbiamo raccontarvi purtroppo di altri incidenti stradali, e la polizia locale non solo ma tutte le forze dell'ordine avevano anche lanciato l'appello di guidare con estrema attenzione, evitando, ne avevamo anche parlato, l'utilizzo, che oltretutto è illegale, dei cellulari, perché sono il primo, la prima cosa per cui poi c'è l'incidente stradale, per cui insomma prestare massima attenzione in questo momento. Abbiamo visto soprattutto in estate tantissimi, davvero troppi gli incidenti stradali, di cui molti anche purtroppo mortali. Torniamo invece a parlare dell'Afghanistan. Ne avevamo parlato prima con il giornalista Fausto Biloslavo, perché gli imprenditori veneti sono pronti e si dicono pronti ad accogliere i profughi afghani. Dice: la complessa situazione in Afghanistan pone tutto l'Occidente di fronte ad uno scenario geopolitico imprevisto e imprevedibile. Lo afferma Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro. A prescindere dal giudizio politico sugli accadimenti, l'Europa e il nostro paese non possono voltarsi dall'altra parte e rimanere indifferenti rispetto ai profili umanitari che la vicenda sta assumendo. Osserva in particolare: non si possono non tenere in considerazione il punto di vista umanitario e il rispetto dei diritti umani delle donne, dei bambini, di tutti coloro che hanno collaborato con i paesi occidentali con l'obiettivo di favorire l'introduzione in Afghanistan di diritti universali come il diritto della salute, il diritto all'istruzione, la tutela dell'infanzia e delle donne, diritti che purtroppo in questo momento non ci sono o purtroppo vengono messi da parte, lo sapete insomma, da quella che è la volontà dei talebani che sono entrati, lo sapete, a Kabul, e che stanno purtroppo riportando l'Afghanistan indietro di 20 anni. Per queste ragioni, principalmente dunque umanitarie, rileva Destro, ci sentiamo coinvolti, dice, e chiamati in causa come cittadini e come sistema imprenditoriale nel non lasciare soli e non tradire la fiducia di coloro del popolo afghano che hanno visto nella nostra presenza in quel territorio un segnale di speranza, collaborando all'affermazione di questi diritti. Negli ultimi giorni, ricorda, abbiamo avuto contatti con la Presidenza del Consiglio per approfondire temi e modi di possibili iniziative a sostegno di questa parte della popolazione afghana. Aggiunge Destro: una volta conosciute le necessità, l'obiettivo è quello di verificare se ci siano le condizioni per creare occupazione e accoglienza per qualche profugo o famiglia afghana che in questi anni abbiano collaborato con la nostra ambasciata, con i corpi diplomatici, militari e umanitari. Abbiamo sentito nella testimonianza di Fausto Biloslavo che si parla di quasi 1500-2000 persone
poche sono state già portate in Italia, anche se si sta facendo avanti e indietro dall'aeroporto di Kabul. Come sapete, difficilissime sono le operazioni per far imbarcare queste persone, che ricordiamo sono persone che hanno collaborato per tutti questi anni con gli italiani, con l'ambasciata, con le forze militari, con i diplomatici. Tante le persone, purtroppo la situazione, l'abbiamo detto più volte, sta davvero degenerando, abbiamo sentito anche il giornalista, mamme che addirittura lanciano i bambini al di là delle barricate, al di là del ferro spinato, per cercare di far salvare almeno i propri figli. E fra l'altro noi abbiamo anche l'appello di un ristoratore, ci spostiamo a Padova, l'appello di un ristoratore padovano, un ristoratore afghano, e se la regia riesce a mandarlo in onda sentiamo quali sono le sue parole. Alihan, quali notizie della sua famiglia dall'Afghanistan? Allora, le notizie che ho una mia cognata che è studentessa universitaria, è rimasta là da sola, sto chattando con lei su Facebook. Ho un fratello cugino che li ho mandati a Kabul per farsi documenti e a farsi un viaggio, che ho un fratello malato di epilettico. 3 giorni fa mi hanno detto che aveva finito anche medicina, era svenuto e non so più, non ho le sue notizie. La mia cognata, come che ultimamente, soprattutto la mia etnia, che noi siamo gli Hazara, noi abbiamo scelto la parte pacifica, non abbiamo preso un'arma in mano, abbiamo mandato i nostri figli a scuola, lei è arrivata all'università. Adesso ultimamente 2 anni fa abbiamo deciso di mandare a Kabul a studiare e finire la sua università, eravamo molto fieri, purtroppo oggi non può più studiare, è chiusa a casa e piange, dice che io pensavo per un futuro, in realtà il futuro è finito qua. Per cui l'Afghanistan sta tornando non 20 anni indietro, ma 200 anni indietro. E chiedo magari se ci sarà un aiuto umanitario, almeno non so se riuscirò a trovare mio fratello, mio cugino, cerco di chiamare chi posso, almeno la mia cognata, perché veramente da sola non ha nessuno. E ci sono anche le prime parole del fratello di Zara, che si trova a Fiumicino in attesa dell'arrivo dell'aereo con a bordo sua sorella ed altri circa 200 afghani che sono riusciti ad essere imbarcati in un aereo italiano, dunque dell'aeronautica militare. C'è una totale disperazione in Afghanistan, oltre a donne e bambini ci sono tanti altri uomini che soffrono. Questo giorno, che coincide con l'arrivo di mia sorella, dovrebbe essere un giorno speciale, dice, per me, ma non è così. Una parte di me sta ballando, l'altra è in lutto, la voce a tratti è rotta dall'emozione, gli occhiali da sole che cercano di coprire gli occhi lucidi. Ahmed, fratello di Zara Ahmadi, attorniato dalle truppe televisive presenti all'aeroporto di Fiumicino per l'arrivo del volo dell'aeronautica militare, con a bordo, come vi ho detto, 202 evacuati dall'Afghanistan, tra cui collaboratori e loro familiari, ma anche componenti della Fondazione Veronesi. Sono molto felice, aggiunge l'uomo, di quello che ha fatto il governo italiano per me. Ringrazio il ministro Guerini e il loro staff italiano lì a Kabul, dove la situazione è davvero grave. È stato fatto tutto il possibile, ha aggiunto, ma non c'è solo Zara, abbiamo il dovere di aiutare anche gli altri. Come ha detto, molte ancora le donne che sono insomma in una situazione davvero difficile, chiuse in casa, e come avete sentito dal giornalista Viloslavo, donne che chiedono solo di poter vivere, non solo la libertà, ma proprio chiedono di poter sopravvivere. Io vedo già invece collegata con noi da Padova la nostra Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno.
Chiara, dunque, intanto stavamo vedendo un appello di un ristoratore afghano, abbiamo visto insomma da più parti, in tutte le province, in tutta l'Italia, insomma le persone, gli afghani che stanno cercando di ricongiungersi ai propri familiari. Certo, l'appello è stato raccolto dal collega Guido Barbato. Si tratta di un ristoratore che gestisce un ristorante multietnico da parecchi anni a Padova. Ovviamente l'intervista che ha rilasciato al collega era davvero molto più lunga, era un'intervista di più di 7 minuti, un rifugiato che per anni ha vissuto per strada, adesso è un imprenditore. Come avete sentito dalle sue parole, la preoccupazione è altissima per le sorti della cognata, una donna che una famiglia che ha sempre creduto nella pace e anche nella possibilità dello studio per gli uomini e per le donne con pari dignità in Afghanistan. Aveva sostenuto nella sua formazione, tanto che era arrivata anche a studiare all'università, e la preoccupazione è grandissima per le sorti del fratello, un fratello che di fatto lui non conosce, ma che soffre di gravi crisi epilettiche, che nell'ultimo contatto che aveva avuto con lui attraverso un cugino purtroppo non aveva più neppure i medicinali per potersi curare. Davvero una situazione drammatica quella che emerge dalle parole di questa persona, che di fatto facciamo un po' tutti nostra, sia per quanto riguarda le sorti di questa donna, una donna del 1996, quindi neppure trentenne, che vive chiusa in casa, convinta che di fatto le sue speranze per il futuro non ci siano più, un futuro che lei aveva immaginato davvero diverso, non solo lei ma anche tutta la sua famiglia. E come appunto potete sentire in questa diretta ci sono tantissime storie, tantissime testimonianze, storie davvero tragiche di persone che stanno cercando di poter non solo riabbracciare ma proprio salvare i propri familiari che si trovano in questo momento a Kabul e che purtroppo non riescono in questo momento a raggiungere l'Italia. Ma cambiamo anche discorso, perché ci sono delle indagini in corso, quindi parliamo anche di cronaca, indagini in corso sulle manifestazioni dei Novax, Chiara. Sì, Padova è diventato un po' il centro, i sabati pomeriggi di Piazza Duomo, una piazza centralissima e chiusa della città di Padova, è stata teatro dalla fine del mese di luglio di varie manifestazioni delle persone che chiedevano libertà sul Green Pass e la libertà di vaccinazione, così si definiscono più che no Vax. Di fatto due di queste manifestazioni, quella del 24 luglio e l'ultima, quella di sabato 14 agosto, vigilia di Ferragosto, non sono state autorizzate dalle autorità cittadine. Quindi ci sono delle indagini in corso, la Digos ha ovviamente individuato gli organizzatori e li ha segnalati all'autorità giudiziaria che però teme, soprattutto per quanto riguarda l'ultima di queste manifestazioni, quella del 14 agosto, la possibilità di una strumentalizzazione di tipo politico con l'ingresso di parte di gruppi di estrema destra che tenderebbero a una destabilizzazione di carattere sociale, non a quella che è una protesta nel nome della libertà di coscienza e della libertà di decidere se fare il vaccino o meno. Una città che si prepara, perché sabato prossimo alle 18 c'è un nuovo appuntamento sempre in Piazza Duomo, le autorizzazioni per la manifestazione di sabato prossimo organizzata dal Veneto No Green Pass sono state chieste. Quindi penso gli organizzatori sono in attesa appunto di ottenerle. L'appuntamento è alle 18, nelle pagine social degli organizzatori il numero degli aderenti a questa manifestazione dovrebbe essere davvero alto. Ovviamente noi continueremo ad aggiornarvi su questa vicenda. Sul fronte invece contagi, le notizie che arrivano non sono ancora buone, perché aumenta il numero delle persone ricoverate, le persone
persone in terapia intensiva sono tutte persone non vaccinate, ce l'ha detto anche poc'anzi il direttore generale dell'ULSS Euganea, Paolo Fortuna, che sta facendo il punto della situazione. In questo incontro con la stampa è stata data una notizia: dalla prossima settimana inizieranno a vaccinare i loro assistiti dai 12 anni in su, anche i pediatri di famiglia, che stanno organizzando un'app, perché non sarà una vaccinazione su richiesta, ma loro andranno a cercarsi proprio i loro assistiti, chi non ha già avuto la vaccinazione, perché ricordiamo i giovani tra i 12 e i 25 anni, gli ultra sessantenni hanno addirittura accesso libero ai vari hub vaccinali, andranno proprio a cercarli per la vaccinazione, in modo tale da arrivare con una copertura alta per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico. Per ora è vaccinato nella fascia tra i 12 e i 19 anni nella provincia di Padova circa un giovane ragazzo su due. Chiara, invece a livello di sospensioni avevamo visto erano partite alcune sospensioni di medici che non, o di medici o di personale sanitario ovviamente, che non avevano nessuna giustificazione per non essersi vaccinato. Sì, sono 6 nelle ultime ore, 5 riguardano personale dell'azienda ospedaliera di Padova. Si tratta nello specifico di 4 infermieri e di un operatore sociosanitario, e uno riguarda invece un medico in servizio all'ospedale, al Covid Hospital, quello che è stato per mesi il Covid Hospital di Schiavonia. Quindi continuano anche questo. Nel Padovano c'erano state anche le sospensioni di alcuni farmacisti nei giorni scorsi, quindi continua per quanto riguarda gli operatori sanitari l'analisi delle liste da parte delle autorità, per poi arrivare al procedimento di sospensione, perché sappiamo il primo passaggio per quanto riguarda gli operatori sanitari è quello di verificare se possono essere spostati o meno ad altra mansione. Sul discorso vaccini, se mi permetti, aggiungerei una chiosa: c'è grande preoccupazione all'interno delle strutture per anziani per quanto riguarda invece la valutazione o meno di una terza dose, perché se per i dodicenni l'apertura è molto recente anche per classi vaccinali di persone più giovani, i primi anziani, alcuni sono stati vaccinati addirittura il 29 dicembre. Ricordiamo quanto aveva rincuorato noi tutti sapere che soprattutto le fasce più deboli erano già coperte. Questo era stata una specie di festa a fine anno questa. Sono passati molti mesi da allora e chi li coordina e chi li sta seguendo è molto preoccupata, perché ci sono notizie di uno studio europeo di una recrudescenza soprattutto da variante Delta in altri paesi dell'Europa all'interno proprio di queste strutture. Chiara, parlando anche di cronaca, abbiamo visto che c'è stato un altro incidente, abbiamo dovuto parlarne adesso, di un incidente nella Marca grave, e ce n'è stato uno grave anche lì nel Padovano. Sì, a Piazzola sul Brenta, l'una della scorsa notte, 2 ragazzi al volante, un ragazzo di Schiavon di 21 anni, al suo fianco una ragazza di Marostica di 22 anni, sono usciti autonomamente in via Presina, una strada che conoscono anche molti colleghi, è davvero un lungo rettilineo che congiunge l'Alta Padovana e porta verso il Bassanese. Sono usciti di strada con la loro piccola utilitaria, sul posto ovviamente sono arrivati immediatamente i soccorsi. Sono molto gravi le condizioni della 22enne, è grave, in prognosi riservata anche il ragazzo, ma abbiamo sentito i carabinieri ci dicevano che lui sta tra virgolette un po' meglio. Sono entrambi ricoverati all'ospedale di Padova. I carabinieri stanno cercando di capire che cosa sia accaduto, come mai questa Polo, era la piccola utilitaria, sia uscita di strada. Ecco, un'ultimissima domanda, poi ti lascio andare. Ci sono state delle persone che erano scomparse che sono state ritrovate, compreso anche un ragazzino. È la bella notizia, che della cronaca di Padova di oggi. 2 persone sono state ritrovate nelle ultime ore. Un ragazzo di 16 anni che mancava da casa sua dalle 8 di mattina di martedì, l'hanno ritrovato a Verona, era in stazione ferroviaria ed è già tornato in famiglia dai suoi genitori a Monselice. Ed è stata ritrovata anche una donna di 34 anni proprio di Padova, vive nel quartiere di San Lazzaro, che mancava da casa invece dal 3 agosto. L'hanno ritrovata i carabinieri ad Asiago e anche lei è già ritornata a casa. Chiara, grazie davvero, anche grazie per queste buone notizie
almeno insomma 2 buone notizie possiamo raccontarle. Grazie davvero Chiara. Sì, è vero, ogni tanto è bello poter raccontare delle belle notizie. Grazie davvero, grazie Chiara e buon lavoro. Grazie Daniela, buon lavoro a te. Dunque noi torniamo a parlare dell'Afghanistan perché insomma prima avevamo sentito l'appello del ristoratore di Padova, ma come vi ho detto tante le testimonianze, tante le storie, e ci spostiamo di nuovo a Venezia perché a parlare invece è una ristoratrice afghana che dice sarà buio il futuro delle donne in Afghanistan, a temere per le sue nipoti che sono a Kabul chiuse in casa mentre continuano ad avanzare i talebani. È Maria, è una ristoratrice afghana che vive davvero da molti anni a Venezia, quindi sentiamo ora le sue parole. Il futuro per le donne è un buio, proprio buio, che saranno tutti chiusi a casa e le schiave. Io lo dico, lo chiamo come schiave degli uomini, perché non avranno mai quel diritto di uscire e di presentarsi come che chi sono veramente e cosa ne pensano. Non avranno mai quella libertà. Maria, afghana e residente a Venezia da 5 anni, dove lavora, socia di una catena di ristorazione etnica, teme per la sua famiglia a Kabul. Ore infuocate in cui le donne restano barricate in casa per il timore che i talebani le trasformino in schiave. Le strade della città sono popolate solo da uomini. Guarda alle nipoti, 3 ragazzine, e al futuro che potrebbero avere con l'escalation di violenze che si prospetta, nonostante l'annuncio dei miliziani talebani che promettono non ci saranno persecuzioni, con la specifica che però tutto sarà regolato dalla Sharia, che è un codice non scritto, pertanto soggetto ad interpretazioni estremiste. Anche Maria, come tanti in Italia, si appella all'aiuto delle autorità. Io li voglio, in qualsiasi modo, io provo di farli uscire perché ho le nipote, tutte giovani che stanno vivendo con quella paura che i talebani ci portano come le loro schiave. Ed ora ci fermiamo un attimo, vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore, quindi vediamo il meteo, poi la pubblicità, poi torniamo in studio. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Benvenuti al meteo. Alta pressione ben salda, il tempo sarà asciutto e stabile anche nella giornata di giovedì 19 agosto, sempre con clima meno caldo e afoso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto prevale il bel tempo, tanto sole ovunque, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso con qualche cumulo ma senza ulteriori conseguenze. Sulle Dolomiti un po' più di nuvolosità alternata a schiarite. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, le massime invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, cielo sereno salvo per qualche locale addensamento sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, nessuna novità di rilievo, anche qui tanto sole con qualche nuvola a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Siamo tornati di nuovo in studio, sempre in diretta, ed ora parliamo invece, ci spostiamo a Venezia per parlare del Mose. Lo facciamo insieme a Simone Venturini, assessore al sociale del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque Assessore, si parla insomma del Mose, siete preoccupati perché insomma l'autunno si avvicina e c'è il rischio di acqua alta.
Sì, siamo preoccupati perché la scorsa attivazione del MOSE, la prima era il 3 ottobre dello scorso anno, mancano meno di 50 giorni e devo dire che le notizie intorno al MOSE sono molto confuse, anche molto poco incoraggianti, nel senso che leggiamo continuamente di guerre interne a uffici del Ministero, a provvedimenti bloccati in sede giudiziaria per pagare le ditte, il concordato e tutto quello che riguarda la liquidazione del consorzio, tutta una serie di situazioni che rendono molto complicato e molto preoccupante la situazione. Quindi abbiamo chiesto al governo di fare finalmente chiarezza, di rispondere in maniera chiara se il MOSE è in grado di funzionare al bisogno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, visto che l'autunno è alle porte, se intendiamo concluderlo e in che tempi e soprattutto come intendiamo in qualche modo rimontare quella macchina sulla governance del MOSE della Laguna che si è ormai incartata. Un anno fa hanno creato l'Agenzia per la Laguna, l'hanno fatta in Ferragosto un esponente del PD in particolare con un emendamento senza coinvolgere in alcun modo il Comune di Venezia e la città metropolitana. Ecco, non ha funzionato nulla in questo anno di questo tipo di nuova architettura di governo del MOSE della Laguna. Forse è il caso di chiedere scusa, ricoinvolgere il Comune, perché poi è il primo livello di rappresentanza, è il primo livello di gestione del territorio, quindi se non c'è il Comune il cittadino poi fa fatica a rivolgersi a un anonimo funzionario di un ministero. Fra l'altro, Assessore, proprio nei giorni scorsi c'era stata un'alta marea a Venezia anomala per il mese, insomma. Beh, il mondo sta un po' impazzendo sotto questo profilo del clima e quindi è evidente che dobbiamo essere pronti in ogni momento. Ecco, in questo momento non ci sono le condizioni per dichiararci prontissimi, non si capisce bene se e in che modo sono andate avanti le manutenzioni, se le maestranze coinvolte nella gestione del MOSE sono e possono essere dispiegate sul posto al bisogno, come si è risolta la vicenda del coinvolgimento del pagamento delle ditte per la manutenzione, tutta una serie di nodi che devono essere dipanati. Chi decide, chi preme il pulsante per alzarlo, sulla base di che previsioni, quelle del Comune, quelle dell'ISPRA, quelle di qualche altro ente. Quindi c'è davvero una grande confusione intorno e credo che Venezia non meriti di restare ostaggio di questa grandissima confusione a livello ministeriale. Ecco, Assessore, anche un'altra cosa, abbiamo parlato con l'assessore Caner del turismo, si diceva appunto che quest'estate il bilancio è un bilancio insomma buono, che però a soffrire continuano ad essere le città d'arte come Venezia, perché manca poi tutta una fetta di turismo che amava le città d'arte, che sono sappiamo, i giapponesi, i cinesi, gli americani. Sì, mancano purtroppo i turisti intercontinentali, quindi in particolare gli americani sono per noi un mercato importantissimo. Abbiamo lavorato per far ripartire il volo diretto con New York, che è ripartito il volo diretto con Atlanta. È evidente che non basta. Non basta perché quella fetta profonda di filiera turistica che era alimentata dal turismo che stava più di qualche notte e aveva anche una possibilità di spesa maggiore rispetto agli europei, quel turismo oggi manca completamente, quindi si sente la mancanza degli americani. Per carità, è vero anche che comunque questa estate le cifre rispetto alla primavera sono salite, anche grazie al turismo europeo, a francesi, tedeschi e inglesi, però ecco, siamo ben distanti dal dichiararci soddisfatti e aver superato quella soglia di crisi. Ecco, c'è ancora molta difficoltà, ancora una filiera turistica che ha sofferto moltissimo, e se è vero che questo agosto comunque i numeri sono buoni di presenze e anche nelle spiagge del Lido, è vero che comunque dopodomani è settembre praticamente, quindi inizia una stagione, tolta la parentesi della mostra del cinema e di quelle prime 2 settimane, inizia l'autunno e l'autunno di solito in epoca Covid non porta buone notizie, o se non altro non porta prenotazioni immediate se non all'ultimo momento. Quindi devo dire che dopo la mostra del cinema non abbiamo visibilità circa la presenza di grandi numeri turistici in città. Quindi se dovesse insomma tirare un bilancio di quest'estate e una previsione di questo autunno, che cosa direbbe per Venezia? Ma l'estate è andata nonostante tutto bene, diciamo, perché anche con il discorso del Green Pass siamo riusciti a gestirlo. Devo dire che abbiamo fatto bene a maggio a partire con i 2 grandi eventi in presenza. Questo hanno fatto un po' da traino e da volano, anche da comunicazione, e abbiamo dimostrato al mondo che a Venezia gli eventi si possono organizzare in sicurezza. Penso anche al Redentore col Green Pass, il primo grande evento di utilizzo massivo del Green Pass per una manifestazione che ha visto 20.000 persone accedere alle rive prenotandosi online. Quindi abbiamo dimostrato che Venezia è organizzatissima da questo tipo di eventi ed è sicura, e questo ha aiutato anche la scelta di prenotare Venezia rispetto a altre destinazioni.
È evidente che purtroppo per l'autunno molto dipenderà dall'andamento del contagio e quindi già si parla di terza dose, già si parla di preoccupazione in campo medico, questo ovviamente non aiuta, quindi molto dipenderà da come riusciamo a uscirne a settembre, come procede anche la vaccinazione in giro per il mondo, perché è un elemento di contenimento del virus, e come soprattutto risponderà anche il mercato aereo, perché è evidente che senza i collegamenti aerei anche il turismo fa fatica ad arrivare, quindi sono tante incognite, tante variabili. Quello che posso dire è che noi stiamo lavorando su più livelli per far sì che anche in settembre e anche in ottobre, e porto anche avanti anche a Natale e anche a Carnevale, la città organizzi delle iniziative che possano essere usate per essere poi vendute sul piano turistico in chiave di incoming, di portare gente a venire a Venezia con la scusa del Natale, con la scusa del mese della vela, della mostra del cinema oppure del Carnevale. Ecco, eventi ovviamente importantissimi per Venezia, tutti insomma si stanno chiedendo, si spera che quest'anno insomma il Carnevale, anche se è un po' più in là con i mesi, insomma quest'anno ci possa essere, ecco. Sì, noi ci stiamo già ragionando e vogliamo farlo. È evidente che nessuno si aspetta che sarà un Carnevale uguale a quello del 2019 in termini di folla, assembramenti e spazi ridotti. Ecco, sarà un Carnevale comunque post-Covid, speriamo post, insomma, e quindi avremo degli accorgimenti ovviamente un po' più diversi rispetto a quelli del 2019, però la nostra intenzione è fare qualcosa come abbiamo fatto quest'anno, perché abbiamo visto che l'occasione dell'evento comporta anche una maggior possibilità per i tour operator, per gli alberghi, di vendere il loro prodotto, e quindi per noi è importante sostenere la ripresa turistica nell'attesa poi che il mondo torni in qualche modo come pre-pandemia, e quindi si possa tornare a discutere anche di alcune tematiche circa il contributo d'accesso, che dovrebbe entrare in vigore a fine 2022 e poi nel 2023 entrerà a pieno regime. Ecco, lei diceva insomma con il Green Pass tutto sommato è andata bene, anche per quanto riguarda i ristoratori e gli esercenti, hanno avuto problemi oppure insomma la situazione è abbastanza buona? Devo dire che insomma rispetto alle preoccupazioni iniziali è stata abbastanza liscia l'attuazione del Green Pass. È vero che ci sono alcuni problemi legati al turista internazionale, in particolare di quei paesi dove hanno effettuato dei vaccini che non sono automaticamente riconosciuti nell'Unione Europea, e quindi il Green Pass non viene letto o non può esistere, insomma. Quindi c'è un tema legato a questo tipo di problematica che deve essere superato ovviamente in chiave europea, non può essere risolta da una città singola. Però complessivamente devo dire che tutti abbiamo capito che il Green Pass è un piccolo prezzo da pagare per evitare chiusure sistematiche di intere filiere, intere categorie, quindi anche gli operatori in qualche modo hanno dovuto sopportare un certo disagio, perché il controllo comunque comporta disagio e responsabilità a fronte della possibilità di continuare a lavorare, e devo dire che per ora a Venezia la situazione è buona. Ecco, Assessore, fra le domande che insomma abbiamo raccolto fra i telespettatori era quella, per andare in un ristorante, in un bar bisogna insomma, e per rimanere all'interno ovviamente del locale bisogna avere il Green Pass, però abbiamo insomma saputo, non nel veneziano ma insomma anche in altre province, che però ci sono ristoratori o baristi che non hanno la vaccinazione. È un po' un paradosso. Siamo nel paese dei paradossi. Abbiamo visto quest'anno come insomma ci sono stati momenti in cui un ministero diceva una cosa e la circolare di un altro ministero la smentiva il giorno stesso. È evidente che nel momento in cui si fanno delle regole dovrebbero essere regole ragionate e coordinate con un complesso di regole più grande. Oggi questo coordinamento rispetto al precedente governo lo vediamo maggiore. Insomma, io mi ricordo le conferenze serali del governo Conte e di quanto insomma c'era l'improvvisazione. Certo, si può ancora migliorare, si deve migliorare. È evidente che però alcuni aspetti si potrebbero risolvere solo pensando a una vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di persone, altrimenti la facoltatività rende comunque facoltativo appunto il potersi vaccinare, e quindi chi svolge un lavoro e non ha l'obbligo di vaccinazione, lo vediamo che in campo sanitario può continuare a esercitare nonostante tutti quanti i provvedimenti che stanno venendo presi in questi minuti. Però è evidente che se non riusciamo a mettere l'obbligo vaccinale per i professori facciamo molta fatica, e per i medici
faremo molta più fatica a farlo per i camerieri evidentemente, quindi sono contraddizioni. L'importante però è lavorare sui grandi numeri, secondo me. Dobbiamo riuscire a vaccinare quante più persone possibili. Dopo è chiaro che il 100% non si arriverà mai a raggiungerlo, però fa differenza avere l'80% o il 90%, ecco, fa meno differenza avere il 99,5 e il 100%, quindi puntiamo sui grandi numeri, vacciniamo quante più persone possibili e un compito dei comuni oggi, io sono un assessore di un comune, più che di fare le leggi ho il compito di applicarle e lavorare perché nella mia città i servizi funzionino al meglio. Credo che stiamo facendo un gran lavoro a livello locale per vaccinare quante più persone possibili. L'Hub del Pala Expo sta facendo numeri incredibili ed è nostro dovere continuare così. Parlando di vaccinazioni, l'abbiamo sentito anche dalla nostra collega Anna Maria Parisi, e prima che se l'è collegata da Venezia, sono partite anche le vaccinazioni oggi per i senza tetto. Sì, è la seconda giornata dedicata alle persone senza dimora, l'abbiamo organizzata insieme alla Caritas e all'ULS, e proprio con l'intenzione di arrivare a vaccinare anche le persone che sono più lontane dai cosiddetti sistemi online di prenotazione e sono anche meno informate sui rischi e sui loro diritti anche sanitari. Quindi per non lasciare dietro nessuno abbiamo deciso di mettere in piedi queste giornate, questa è la seconda, per vaccinare gli ospiti dei dormitori, chi frequenta le mense della Caritas e chi vive in strada, con un gran lavoro prima di coinvolgimento, informazione e invito a presentarsi. Non è facile evidentemente, conoscendo anche il tipo di utenza, che non è un'utenza facile più delle volte, e lavorando per, dall'altra parte, continuare a coinvolgere sempre più persone anche di quella fascia a rischio che altrimenti non si sarebbe neanche vaccinata se non fossimo andati noi a portarli e convincerli di vaccinarsi. Erano molte seconde dosi, oggi circa 120 vaccini e molte anche prime dosi, quindi abbiamo intercettato anche nuove persone e devo dire che è un messaggio importante di non lasciare indietro nessuno, nemmeno i più deboli. Ecco, Assessore, parliamo di quante persone, insomma, senza fissa dimora più o meno in totale siete riusciti a intercettare? Ma tra il primo round e il secondo siamo a 150 persone più quelle già vaccinate in loco o in altri luoghi. Ad esempio alcuni dormitori si sono vaccinati fin dall'inizio organizzando proprio un trasporto delle loro persone presso gli hub vaccinali, e altri invece, quelle meno organizzate o comunque con un'utenza che cambia, perché purtroppo o per fortuna, insomma, chi entra in dormitorio dopo 2 o 3 mesi può fare anche altre scelte, può entrare in percorsi più anche di casa, può uscirne e trovare un lavoro, può andare in un'altra città, può avere un ricongiungimento familiare, quindi per fortuna, ecco, chi entra in dormitorio non ci resta a vita, quindi cambiano anche gli ospiti. Devo dire che però tra questi 150 fatti in queste 2 giornate più altrettanti fatti nei dormitori, devo dire che siamo riusciti a coprire una buona fetta della popolazione senza dimora cittadina e che vive comunque ai margini. Ovviamente dobbiamo monitorarla perché è un flusso continuo di gente che va e di gente che viene, quindi non dobbiamo dichiararci soddisfatti e tirarli via in barca. Ecco, Assessore, un'altra domanda. Noi in questa diretta abbiamo parlato molto di quello che sta accadendo in Afghanistan, abbiamo visto anche tantissimi appelli da parte di lavoratori, ristoratori, ma anche insomma imprenditori afghani che vivono nei nostri territori e che hanno i loro parenti, i loro familiari a Kabul, sono spaventati, chiedono il ricongiungimento, chiedono che possano arrivare insomma presto in Italia, perché sappiamo la situazione lì ogni giorno, per non parlare di ogni ora, diventa sempre più drammatica. Abbiamo sentito anche l'appello, Zara sappiamo che sta arrivando in aereo adesso, insomma, con altri 202 afghani, sta arrivando a Fiumicino, ma purtroppo abbiamo sentito anche l'appello di un'altra ristoratrice che ha le nipoti che si sono nascoste in casa con il terrore di venire scoperte. Cosa può fare, ad esempio, il Comune di Venezia proprio per queste persone? Il Comune ovviamente in fase di arrivo sta facendo pressioni nei confronti del governo, l'ha fatto anche per precedenti rimpatri, perché arrivassero le persone a rischio, e quindi insomma Zara la accogliamo con grande soddisfazione, perché torna a Venezia dopo tanti anni e starà col fratello a Venezia. Il Comune ha un sistema di accoglienza che si chiama SPRAR, ora ha cambiato nome, si chiama SIPROINI, ma comunque si chiama SPRAR nel linguaggio comune,
e lì il Comune accoglie delle persone nell'ambito quadro di un accordo nazionale, quindi con costi a carico del Ministero e dell'Europa. Ecco, è evidente che noi siamo prontissimi a far sì che una importante fetta di quel sistema SPRAR sia riservato ai collaboratori dei ministeri, i collaboratori delle ambasciate, i parenti a rischio dei cittadini afghani residenti a Venezia, quindi persone che arrivano dall'Afghanistan rischiando la vita in quanto hanno collaborato con gli italiani o perché parenti di persone veneziane, e faremo in modo di accoglierli al massimo. Ovviamente anche per questo serve un accordo a livello nazionale tra l'ANCI, che rappresenta i comuni, e il Ministero dell'Interno, però c'è la massima disponibilità a mettere a disposizione questo sistema e a far sì che il canale afghano in questa fase emergenziale abbia una priorità rispetto a altri canali, che forse è anche l'occasione per iniziare a programmare i flussi migratori, perché da tempo non abbiamo mai rinunciato come Paese a decidere come, quando e quante persone accogliere nel Paese e da dove farle arrivare. Ecco, molti paesi invece hanno i canali umanitari e decidono quante persone accoglierle, da dove farle arrivare, e questo consente di organizzare l'accoglienza delle persone immigrate. Noi purtroppo viviamo all'emergenza da ormai troppi anni, quindi è anche l'occasione per decidere di programmare, sapere che dovremmo accogliere tot afghani che hanno lavorato per l'Italia e quindi oggi sono a rischio, e organizzarci per offrire un'accoglienza degna di questo nome, insomma, evidentemente. Si parla di persone che ovviamente sono oggi a rischio, persone da noi conosciute, perché c'è un tema anche di rischio di infiltrazioni terroristiche, quindi non possiamo prenderla leggera. Bisogna fare un lavoro fatto bene, credo che il nostro personale agli esteri abbia le qualità per poterlo fare e noi siamo prontissimi a fare la nostra parte. E, avete ricevuto in questi giorni, insomma, negli ultimi giorni, da quando insomma è scoppiato tutto questo caos in Afghanistan, avete avuto richieste da parte di cittadini, di lavoratori afghani? Ma adesso noi abbiamo alcune situazioni, ci sono circa 180 persone residenti di nazionalità afghana in Comune di Venezia. È un dato che ha stupito anche me, perché pensavo fossero meno. Ecco, ad oggi, al di là dei 2 casi che hanno avuto una rilevanza pubblica, non ne abbiamo ricevute altre, e ci sono dei canali aperti ovviamente costanti con i ministeri e con la Farnesina per gestire eventuali successive accoglienze e segnalare situazioni di rischio, e siamo prontissimi a farlo. È evidente che poi noi vedremo il grosso del problema legato al flusso migratorio dall'Afghanistan nei prossimi mesi, quando le persone che oggi stanno lasciando l'Afghanistan non con i corridoi umanitari e non con gli aerei dell'aeronautica, ma con altri mezzi di fortuna, intraprenderanno la rotta balcanica e arriveranno dalle frontiere del Friuli. Situazioni già viste in passato, situazioni che dobbiamo far sì che siamo pronti a gestirle per evitare che in qualche modo il Friuli e poi conseguentemente il Veneto siano quelli che pagano il prezzo di una disorganizzazione internazionale che oggi c'è. Quindi siamo ovviamente con le antenne molto, molto tese e con anche un po' di preoccupazione per capire come quello che sta accadendo oggi in Afghanistan tra un paio di mesi potrebbe poi coinvolgere le nostre frontiere e le nostre regioni in particolare. Grazie davvero, grazie Assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, buon lavoro. Una notizia che arriva da Vicenza, poi dovremo collegarci invece con Monica Zanlorenzi, una parrucchiera che poi era stata ospite qua nelle nostre dirette nel momento in cui le estetiste, le parrucchiere erano state chiuse. Quindi andiamo a Vicenza. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso la sede di Vicenza hanno sottoposto a fermo amministrativo 28 apparecchi di sollevamento autovetture per autofficine. La merce era accompagnata da certificazione CE irregolare in quanto rilasciata da ente certificatore inglese anteriormente alla Brexit e attualmente non più accreditato nell'Unione Europea. Oltre a sospendere lo svincolo doganale è stata effettuata una segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico quale autorità di vigilanza. Questa dunque è la notizia di cronaca, non so se si è già collegata per noi la nostra, eccola qui, la vedo già sullo schermo, Monica Zanlorenzi, buongiorno. Buongiorno. Dunque, abbiamo avuto il piacere di averla anche in diretta quando c'è stato il caos, il problema delle chiusure, la situazione per voi è tornata
diciamo alla normalità, se possiamo ormai chiamarla normalità, come sta andando adesso? Allora sì, siamo tornati nella normalità abbastanza. C'è sempre un po' di paura, le clienti hanno paura, si lavora un po', però diciamo siamo contenti, abbiamo ripreso, le clienti vedono che siamo abbastanza attente con la sanificazione, con il monouso e tutto, e quindi dando fiducia alle clienti stiamo ritornando, tra virgolette, alla normalità. Ecco, i ristori famosi, insomma, che vi aspettavate sono arrivati, perché qualcuno dice di sì, qualcuno dice no, non abbiamo ancora ricevuto poco e niente. Allora, i ristori di quest'anno non ancora niente, non abbiamo ancora un centesimo, non un euro, un centesimo, non è arrivato niente. Dell'anno scorso sono arrivati i famosi 600 euro mensili e basta, non è arrivato altro. Parliamo invece del Green Pass, qualcuno dice dovrebbero metterlo tutti obbligatorio, insomma ci dovrebbe essere una situazione insomma un po' paritaria per tutti, adesso è soltanto per gli esercenti, i baristi e i ristoratori. Lei cosa sarebbe disponibile? Sarebbe favorevole a questo oppure secondo lei no, sarebbe un ulteriore problema per voi? No, per me è un ulteriore problema nel nostro settore, in primis perché voreggia il lavoro in nero. Una cliente, se è contraria alla vaccinazione, non si fa il vaccino per andare dal parrucchiere, assolutamente, trova la scappatoia di trovarsi una parrucchiera che va a lavorare a casa in nero, e quindi questo sarebbe un grande problema perché non si risolve il problema della vaccinazione, anzi si va dall'altra sponda, si favoreggia il nero. Quindi secondo me farlo dai parrucchieri, dalle estetiste è assurdo veramente, cioè è un ulteriore rovinarci, assolutamente. Sono proprio contraria. È la gente che deve sapere che se sta male, se ha dei problemi, di rimanere a casa e basta, nella buona coscienza di tutti, per rispetto di tutti, di noi che lavoriamo, dei dipendenti e di altri clienti che abbiamo in negozio. E poi è un po' un problema quando c'è gente di dire scusi, lei ha il Green Pass, se non ce l'ha cosa gli dico? Vada fuori, non si fa il tampone per venire dal parrucchiere. Se ha un matrimonio che è costretto, sì, ma per venirsi a fare la piega settimanalmente è assurdo, trovo proprio un'assurdità. Questo secondo me il fattore del Green Pass è stato solo ed esclusivamente per cercare di incentivare la gente a vaccinarsi, quelli che magari erano un po' titubanti o contrari. Il resto non ha favoreggiato nessuno, né i ristoratori né i bar, assolutamente. Prima ci parlava di lavoro nero che purtroppo è insomma aumentato durante il lockdown perché qualcuno evidentemente ha lavorato a discapito poi invece di chi come lei e come altri hanno tenuto chiuso e quindi non hanno lavorato. Sì, soprattutto nel secondo lockdown. Il primo ancora no, perché la gente aveva tanta paura, avevamo tanto paura tutti perché non sapevamo cos'era questo virus, queste cose. Nel secondo lockdown a maggio di quest'anno, lì la gente era un po' più rilassata, forse un po' perché non si capiva cos'era, cosa non era, non c'è un po' di... La gente è andata per casa. Io ho sentito persone che hanno detto sì, io sono andata in casa, cosa vuoi che stavo con la ricrescita del colore. E allora anche richiudere, o fare il Green Pass non risolve il problema, secondo me lo peggiora perché in casa non è controllato, non usano di sicuro, almeno qui usiamo la mascherina, ci sanifichiamo, laviamo le mani, facciamo sanificare le clienti le mani. Quando una va in casa la mascherina non la usa, il gel dalla porta le signore non ce le hanno, non ce le abbiamo per le case dalle porte che facciamo entrare una persona e facciamo sanificare, e quindi secondo me è peggiore, almeno dentro sui negozi, dentro
dappertutto è un po' più controllato, perché controlliamo, ma il Green Pass è veramente, vuol dire uccidere ulteriormente le partite IVA. E un'altra cosa io dico, ma perché se la prendono sempre con certe categorie? Io non ce l'ho su con nessuno, però purtroppo dopo diventa una guerra tra partite IVA, nel senso che giustamente i bar e i ristoranti hanno detto siamo già stati quelli più mazziati di tutti, ulteriormente col Green Pass siamo mazziati ancora, perché scusa, io vado al supermercato, c'è gente dappertutto e non è controllata, apro il frigo, metto la mano sul frigo, non viene sanificato, noi sanifichiamo le poltrone, certo. In ristorante ti cambiano la tovaglietta, certo. Quando ti alzi il bicchiere, allora solo perché è una prima necessità, e noi chi siamo? Certo. Ho visto che per pagare le tasse siamo uguali agli altri, allora? Certo. Allora io intanto presento l'ospite che ho qui, giusto anche per parlare poi proprio anche di questo, Dario Zago, vicepresidente della FIPE di Treviso. Buongiorno intanto, buongiorno e ben arrivato. E poi parleremo con lei perché voi effettivamente sono state, Monica la lascio, rimanga collegata con noi perché le categorie insomma maggiormente penalizzate durante tutto l'arco della pandemia. Sì. E ora ne abbiamo parlato anche prima, voi avete insomma l'onere del Green Pass, lei che cosa pensa? Intanto come sta andando la situazione? Allora, la situazione dal punto di vista diciamo, di lavoro sta andando bene. Le do qualche dato, secondo i dati della FIPE Confcommercio, questo terzo trimestre avrà un più 20%, perciò siamo contenti. C'è questa incombenza del Green Pass, dobbiamo accettarla, volente o nolente, perché è lo strumento che adesso ci dà la possibilità di lavorare, insomma. Ecco, Monica prima diceva insomma alcune cose importanti, alcune categorie sì, alcune categorie no. Poi c'è anche un paradosso maggiore, che è quello che ci è stato segnalato da alcuni telespettatori che dicono io per andare in un bar o per andare in un ristorante devo presentare il Green Pass per rimanere all'interno del locale, ma il ristoratore magari non è vaccinato. Chi controlla? Cioè il controllore chi lo controlla? Allora, guardi, è vero, perché ho portato anche qualche circolare della Confcommercio, è vero, noi non abbiamo l'obbligo di essere vaccinati. È un po' un paradosso questo. È un po' un paradosso, anche se per coscienza, le dico, nella mia attività siamo vaccinati. Certo. C'è da dire che ci troviamo male però nella veste di controllore, perché tipo noi, il nostro lavoro è fare il ristoratore, come il barista, eccetera, eccetera. Non siamo pubblici ufficiali e soprattutto la questione di chiedere un documento è bruttissimo, perché ci mette molto a disagio nei confronti del cliente. Per fortuna questo onere del chiedere il documento adesso è passato, lo dobbiamo chiedere solo proprio in casi sospetti, ma spero non mi capiti mai. Dall'altro punto di vista vedo che la gente comunque sta reagendo in maniera abbastanza positiva e collaborativa, perché lei sa che ad esempio tutte le cerimonie derivanti da cerimonia civile o religiosa che si fanno in un locale comunque hanno l'obbligo di presentare il Green Pass, non da adesso, da agosto, già da prima, sono molte settimane che viene fatto. E vedevo che la gente comunque si organizzava, ok? C'era l'autocertificazione, però o il tampone o il Green Pass o arrivavano con il certificato della doppia dose, insomma cercavano di essere molto collaborativi. Adesso c'è il discorso che viene chiesto a tutti, anche per chi viene a mangiare all'interno normalmente. Attualmente la gente è collaborativa, capisco che è un disagio anche da parte nostra. Ecco, però... poi volevo anche chiederle, però prima di chiederle questa cosa volevo chiedere a Monica, se dovesse lanciare un appello al governo a questo punto che cosa chiederebbe? Monica, secondo lei? Allora, io chiederei che sono giuste le regole e che noi ci prendiamo responsabilità, però non possono sempre scaricare le responsabilità, loro fanno le leggi e poi le conseguenze chi le paga? Sempre le partite IVA di qualsiasi genere. Quindi quando fanno una legge, però che la fanno fino in fondo, non che oggi dicono una cosa, siccome viene fuori un po' di caos perché è impossibile controllare, cambiano di nuovo. Cioè, come stiamo vivendo? Stiamo vivendo che ogni 3 giorni andiamo a vedere su internet cosa il governo ha deciso di cambiare.
devono fare delle linee guida che rimangono per un po', almeno un mese, 15 giorni, ma non ogni 3 giorni. Abbiamo paura, aspetta, stamattina come apriamo il negozio? Cosa devo chiedere alla signora? Cosa devo fare? Documento sì, documento no. È difficile, stiamo lavorando da 1 anno e mezzo così, cioè non ce la facciamo più. C'è un caos, dice. È un caos. Vedo che è d'accordo con lei anche Zago. Concordo, perché anche la storia del documento, ma giustamente non poteva stare in piedi e alla fine è stato tolto questo discorso di documento. C'è un caos, anche perché ci sono i paradossi, come diceva la signora, cioè è un paradosso che vengono a mangiare o vanno in un locale, si siedono distanziati, sanificati, mascherina, devono avere il Green Pass, mentre salgono sui mezzi di trasporto o come tutti andiamo al supermercato, come diceva la signora, e là praticamente ci può essere il contagio, perché là si è più assembrati, si tocca tutto, perciò c'è caos, c'è paradosso. Siamo penalizzati, pensano che la gente che va a mangiare deve far festa, si assembra e ci sia il contagio. Invece attualmente posso dire, come nel settore dei parrucchieri, perché lo so, siamo tra i settori più ligi nel rispettare le norme, sanificazioni e distanziamenti. Perciò... Monica, ci sono stati controlli nell'arco di questi mesi nel suo locale? Allora, in questi mesi no, ma col primo lockdown sì, subito mi è uscito Spisan, dopo 15 giorni. Ha fatto tutti i controlli, ha voluto sapere con cosa puliamo, con cosa sanifichiamo, ci ha rilasciato il certificato e se devo essere sincera mi ha fatto i complimenti per come avevamo organizzato il negozio, con distanziamenti, coi parei, e coi gel e tutto. Li abbiamo avuti subito, sì. Ecco, se dovesse modificare qualcosa, adesso la mascherina dubito che riusciranno a farla togliere nell'arco di poco tempo, perché come si dovrebbe secondo lei cambiare? Allora, io dico, la mascherina ci siamo anche abituati ormai, perché usciamo, almeno io vedo alla sera quando chiudo il salone, ce l'ho ancora su e cammino per strada e è difficile toglierla ormai, siamo abituati. Il gel non ci sono problemi, anzi lo terremo, io dico sempre lo terremo anche dopo, perché comunque è sempre una sicurezza. Io chiedo solo una cosa, che ci facciano lavorare con più serenità, anche adesso, ma non si sa settembre, non si sa ottobre. Ecco. Ma come lavoriamo? Lavoriamo con la paura, è 1 anno e mezzo che stiamo lavorando con l'ansia. Adesso ci hanno fatto vaccinare, chi è vaccinato tranquillamente lasciano aperto le loro attività, ci lasciano lavorare con più tranquillità. C'è troppo terrorismo da parte del governo, troppo. Sì. Poi fra l'altro molte estetiste, molti locali, molte parrucchiere quest'estate hanno deciso di non far ferie per cercare di rilanciare la propria attività. Anche noi non abbiamo fatto ferie, se devo essere sincera abbiamo chiuso mezza giornata sabato 14 agosto. Abbiamo cercato di organizzarci tra di noi, siamo in 4 e ci siamo dati i turni, anche per accontentare il cliente che comunque ci ha aspettato, perché bisogna dire anche questo, siamo felici che i nostri clienti ci hanno aspettato e quando abbiamo aperto sono ritornati tutti, perché la paura è anche quella. E quindi neanche noi non abbiamo fatto ferie quest'anno, però va bene così, ma noi chiediamo di lavorare con tranquillità, lasciateci lavorare, abbiamo capito come comportarci, abbiamo capito tutto, quindi lavoriamo mantenendo le linee guida, quello che ci dicono, ma basta far terrorismo. Ogni venerdì adesso inizia la paura, zona gialla, zona rossa, zona arancione, cosa facciamo, cosa non facciamo, ci stiamo aspettando un altro inverno come? Certo. Non viviamo bene, non stiamo vivendo bene. Purtroppo io dico, a volte penso che chi non l'ha provato, quelle attività che non hanno tenuto chiuso, secondo me non hanno provato come noi stiamo vivendo in questo periodo. Soprattutto anche i ristoratori che hanno appena aperto, si stanno tirando su una spalla, solo il pensiero di cambiare zona, colore,
io penso che anche loro non dormono di notte. Certo. Una notizia che do, perché insomma ne abbiamo parlato davvero per tutta la diretta e tanti aspettavano questa notizia. Zahra Hamadi è atterrata da pochi minuti, ma non ci sarà purtroppo l'abbraccio con il fratello Ahmed perché il Covid impone, e torniamo a parlare del Covid, la quarantena. Una gioia, dice, strozzata a metà. Ahmed Hamadi, che il viaggio dall'Afghanistan a Venezia l'aveva fatto anni fa, non dimentica le sue origini. Sono contento e felice dopo essere questo dice doveva essere uno dei giorni più speciali della mia vita, ma purtroppo a metà della mia testa, perché il corpo e anima e cuore è triste, perché penso a tutta la popolazione che è rimasta lì a Kabul. Lo ricordiamo, atterrato da pochi minuti l'aereo da Kabul con 202 afghani, fra loro c'è proprio Zahra Hamadi, che insomma si era temuto in queste ore perché attivista e quindi, come sapete, ricercata dai talebani. Fortunatamente è arrivata, anzi non tornata, ma è arrivata in Italia, ed ora inizia tutta la prassi della quarantena e speriamo che insomma altri afghani collaboratori con gli italiani degli ultimi anni, e non solo, ma i familiari di chi invece è qua, possa tornare e riabbracciare i propri familiari qua in Italia. Questi aerei stanno continuando ad andare a Kabul, anche se, come avete sentito anche da Biloslavo, purtroppo è molto difficile farli imbarcare per tutto quello che vi abbiamo raccontato durante questa diretta. Tornando a parlare invece, insomma, ha sentito quello che ha detto Monica? Cioè, insomma, c'è un po' di terrorismo, c'è l'angoscia, anche per questo autunno si parla di quarta ondata, cosa succederà, cosa accadrà. Certo che insomma c'è la vaccinazione che dovrebbe in teoria garantire insomma una tranquillità, possiamo chiamarla un po' così. Ci sono dei punti che vorrei toccare, l'ha detto anche Monica, do del tu perché allora sì. Il discorso del Green Pass sicuramente è stato un mezzo che è nato per incentivare la vaccinazione e vedo che sta riuscendo, anche se ultimamente vedo, io lo dico, sono anche un volontario del polo vaccinale di Villorba, qui del lab, e vedo che proprio prima ho chiamato, c'è poca affluenza. C'è un calo? C'è un calo di affluenza, forse dato anche dalle vacanze adesso. E adesso si sta cercando di vaccinare soprattutto la popolazione più giovane. Certo. Okay. E siamo comunque arrivati a una buona percentuale di vaccinazione, perciò io spero che prima di entrare nel periodo autunnale, invernale, ci sia una percentuale di vaccinazione abbastanza alta che ci permetta di rimanere aperti, anche se c'è il timore. C'è il timore, sì? Volevo dire, c'è il timore perché le dico, anche noi come Monica viviamo veramente la giornata. Lei prima ha detto il venerdì ascoltiamo, io ieri sera guardavo com'era il nostro RCT, perché abbiamo il timore comunque, perché sa, tipo noi 8 mesi chiusi abbiamo fatto, perché parlo della mia attività, che loro soprattutto con le cerimonie, e adesso ci troviamo a sistemare, equilibrare un po' diciamo i conti, e non abbiamo certezza se riusciamo a tenere aperti in autunno, in inverno, cioè abbiamo paura comunque, si vive proprio un po' la giornata. Ecco, io do anche il bollettino regionale, visto che parlavamo proprio dell'RCT. Sono 558 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794. Si registrano inoltre 3 decessi per un totale di 11.760. 3 decessi era tanto che non sentivamo comunque decessi nel Veneto. Il dato emerge appunto dal bollettino regionale. I nuovi ricoverati sono 3.221, mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive, che sono 44 più 1, e il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato. Questo lo hanno anche ribadito proprio oggi durante le conferenze stampa nelle ASL delle varie province. Purtroppo le persone che sono in terapia intensiva in questo momento, che sono entrate in ospedale, sono persone che non sono state vaccinate. Questo è
per rilanciare l'appello. Come ci diceva Zago, volontario, mi diceva dell'Abe di Via Lorba, è diminuita, in questo momento è diminuito l'afflusso delle persone e quindi si spera che sia un po' il periodo estivo, ma che la gente possa davvero pensarci o ripensarci e tornare a vaccinarsi, perché questo è un po' a garanzia un po' anche per tutti. Certo, il calo forte è stato, le dico perché proprio i dati, questa settimana c'è stato il calo forte, perché mediamente comunque aveva funzionato la campagna, aveva funzionato. Quando è nato il discorso Green Pass c'è stato proprio un'escalation di prenotazioni e poi un po' si è frenata, ma spero sia appunto data dalle vacanze. Ecco, e c'è anche la notizia a proposito dei vaccini, del report dei vaccini, che abbiamo superato i 6 milioni di dosi somministrate, 6 milioni 11 801. Bene. Questa è una... Sì. Può essere... Dobbiamo parlare di buone notizie anche su questo, nel senso che dobbiamo dire che abbiamo superato anche i 6 milioni, quindi insomma la gente pian piano... Ma allora guardi, di quel che se ne dica del vaccino, perché ovviamente nessuno è contento di farsi un vaccino che non si sa, è stato studiato poco, però abbiamo visto che se guardiamo l'incidenza delle persone ricoverate o morte adesso, comunque la più alta è sulla popolazione non vaccinata, perciò l'evidenza è quella, qualcosa serve e speriamo ci aiuti ad uscire, perché ormai dobbiamo cercare tutto per uscire da questa situazione, dobbiamo fare di tutto e dobbiamo impegnarsi tutti. Tornando al Green Pass, io dico che è uno strumento che ci hanno dato adesso, se no non ci fanno lavorare. È difficile da gestire, stiamo cercando di gestirlo, la gente è collaborativa. Posso anche dire però che le persone che entrano nel locale e sanno che le altre persone assieme a loro sedute nella stanza hanno il Green Pass o il tampone, sono controllate, si sentono anche più sicure. Perciò in un certo senso dà anche un po' di sicurezza. C'è stato però nei giorni scorsi, se non sbaglio, un po' un appello da alcuni ristoratori di Veneto Imprese Unite che dicevano invece che tramite social, o attraverso i social, c'era una sorta di un po' di minacce nei confronti dei ristoratori che chiedevano il Green Pass. Volevo toccare anche questo punto dopo. E qua sono molto amareggiato di questo, perché ho letto anch'io degli articoli dove ci sono... Dei post nei social li hai letti? Ho letto dei post, ho letto anche un articolo, adesso non mi ricordo se forse, non voglio menzionare comunque. Allora, ci sono due opposti, no? Ci sono i no Green Pass, che allora se sentono, questo l'ho letto, se sentono che un locale chiede i Green Pass, fanno delle recensioni fake per danneggiare il locale. Questa era una delle denunce, dall'altra parte c'è chi non chiede il Green Pass e visto da persone alle quali cui tengono il Green Pass fanno le recensioni fake per danneggiare il locale. Ecco, è bruttissimo l'utilizzo di questo strumento della recensione per danneggiare il locale, perché stiamo parlando di attività che hanno già sofferto mesi. Gli hanno dato anche questa incombenza del Green Pass e hanno anche la gente che li penalizza con questo discorso delle recensioni. Io spero che ci sia un moderatore o un qualcuno al di sopra di questi canali social che vada a moderare, a capire. È difficile poi individuare queste persone che fanno un danno, insomma... Se vogliono... Lei sa che in internet è come camminare sulle neve fresche, se vogliono trovano tutto, però è difficile. A volte non è proprio semplicissimo, però effettivamente danneggiano non poco, insomma, locali, ristoratori, ricordiamo che sono obbligati a farlo per legge, quindi non lo fanno per divertimento, ma proprio perché sono obbligati, per cui insomma danneggiarli in questa maniera in un momento in cui poi insomma molti di loro hanno anche dovuto chiudere e non riaprire. Se mi permette le pongo un altro esempio per far capire ai telespettatori, a chi ci segue, insomma. Io sono obbligato a chiedere il Green Pass, voglio essere contrario al Green Pass, ma sono obbligato, dico no, non lo chiedo, mi arriva un controllo. Bene, allora lei sa che a parte la multa a livello pecuniario che va, arrivano anche 1.000 euro di multa, sia per l'esercente comunque che per il cliente, io dopo la terza volta potrei avere la chiusura del locale da 5 a 30 giorni, cioè se ad esempio io ho dei banchetti prenotati o un matrimonio per esempio e mi fanno chiudere il locale, cosa dico dopo quegli sposi là? Cioè, perciò veramente noi ci troviamo in una situazione veramente delicata, stiamo tra due fuochi? Tra due fuochi e dobbiamo cercare di capire e di moderare e di essere anche flessibili, ma insomma...
È dura. Monica, invece, lei ci diceva prima, insomma, c'è un po' il timore dell'autunno, e visti i dati, insomma, che non sono confortanti, nel senso che continuano un po' questi contagi, anche se non sono di certo ai livelli in cui eravamo abituati negli ultimi anni, però negli ultimi 2 anni, però insomma continuano a aumentare. C'è il rischio effettivamente, abbiamo sentito alcune regioni che rischiano di passare in zona gialla nel giro di poche settimane. C'è, lei dice, il timore, però lei diceva, insomma, fate a chiudere chi non è vaccinato a questo punto, ma non chi si è vaccinato. Sì, perché a questo punto, visto che da una parte ci stanno obbligando senza dirlo, perché alla fine, come diceva Zago, il Green Pass è stato solo ed esclusivamente per vincolare la gente a vaccinarsi, per essere più liberi. Alla fine il vaccino serve per essere più liberi, in effetti è quello. E quindi dico, ok, ci siamo vaccinati, stiamo alle regole e tutto quanto, però basta, non fatemi chiudere più. Abbiamo rispettato tutto, abbiamo ascoltato il governo, che comunque quando lui fa le leggi poi ce la dobbiamo sbrigare sempre noi, che sia positivo che sia negativo, perché questo è, cioè la responsabilità cade sempre su di noi. E quindi non mi fai chiudere più, non che a dicembre succede come l'anno scorso, zona rossa chiudono, no. Non chiudiamo più, basta. Infatti, secondo me, cioè, ormai siamo arrivati, abbiamo capito che è quasi obbligatorio per salvarci da questo virus la vaccinazione. Io ho capito che il governo non può metterlo perché stiamo vivendo, cioè siamo in una democrazia, quindi libera di scegliere di farlo o non farlo. Ma a questo punto che lo dica obbligatorio, punto e basta, per uscirne, basta. Altrimenti a questo punto chi non è vaccinato si chiude in casa. Però le attività abbiamo già sofferto 1 anno e mezzo, basta. Certo. Lei che cosa pensa di questo? Io sto sperando che il bel tempo duri. Cerchiamo di sfruttare i tavoli all'esterno. Per il momento, insomma, si spera. A parte l'altra sera. Cerchiamo di sfruttare i tavoli all'esterno, al possibile. Anche perché se arriva il brutto tempo diventa un problema non indifferente per voi. Diventa un problema indifferente. Difatti io, guardi, veramente stiamo sperando che questi mesi qua che vengono avanti siano fortuiti, cioè che il tempo duri. Mettiamo le persone all'esterno, non c'è il discorso del Green Pass, cioè non li mettiamo in imbarazzo. Spero, auspico che la popolazione continui a vaccinarsi e che può essere, non so, hanno detto che lo strumento del Green Pass lo porteremo avanti per molto, però io avevo anche pensato all'inizio, magari quando saremo vaccinati tutti o quasi tutti toglieranno anche il Green Pass. Speravo, però adesso c'è anche il discorso della terza dose, perché stiamo parlando della terza dose, perciò è tutto da capire. Di cui ancora si conosce poco. Esatto. Io saluto Monica, la lascio libera che sicuramente dovrà andare a lavorare. La ringrazio per essere stata con noi. Arrivederci, buona giornata. Grazie Monica, buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio per parlare con Zago. Pubblicità. Buongiorno Daniele. Ciao. Rieccoci nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta. Sono in compagnia di Dario Zago, vicepresidente della FIPE di Treviso. Stiamo parlando di Green Pass. Insomma, per lo più chiedono il Green Pass i locali quando i clienti vogliono sedersi all'interno, però ci sono ancora alcuni locali che non lo chiedono. E questo, insomma, i ristoratori dicono non va bene perché questo poi crea ovviamente un problema per chi invece lo chiede. Guardi, questo crea anche un danno economico per chi lo chiede, perché apro una parentesi, non so se si ricorda, tempo fa c'era il discorso che non potevamo fare le cerimonie all'interno, la gente non poteva mangiare dentro. Noi abbiamo perso molti clienti perché non ci rifiutavamo, facevamo rispettare le normative e facevamo solo all'esterno e dicevamo che all'interno non si poteva. Avevo dei colleghi, e lo sappiamo per certo, che facevano all'interno e accontentavano le persone, perciò clienti miei fissi si spostavano e andavano dall'altro collega. Questo è un mercato sleale, per fortuna erano pochi questi. Stessa cosa succede per il Green Pass, perché poi si sviluppa una sorta di mercato sleale. Poi spero anche nel buon senso del cliente, perché il cliente che vuole entrare e mangiare in sicurezza, io spero, auspico che vada in un locale che richieda il Green Pass almeno
Altra parentesi, sappiamo benissimo, perché mi dicono non serve a niente vaccinarsi, tanto sei portatore. Lo so che io posso sempre essere asintomatico e portare la carica virale, però almeno da quel che dicono, perché non sono un medico, è molto più bassa, è molto più difficile contagiare. E anche qua ribadisco, uno vaccinato non vuol dire che può fare tutto, perché tutte le normative di sicurezza le deve rispettare. Mascherina, gel sulle mani, distanziamento, perché comunque deve considerare che lui può essere un portatore, perché vedo molto e sento, ma non solo nei locali, anche al di fuori, sì, beh, in dialetto, tanto mi sono vaccinato. No, non funziona così, tu devi comunque rispettare le normative di sicurezza per tutelare te, ma soprattutto gli altri. Certo. Sappiamo che insomma, il Green Pass è stato, è obbligato per alcune categorie, non per altre. Secondo lei dovrebbe essere ampliato un po' a tutti? Anche qua c'è la discriminazione, come ha detto Monica, se non sbaglio prima, c'è la discriminazione perché alcune categorie sì e alcune no. Fatalità, le categorie sempre quelle che sono state più penalizzate. Non voglio ritornare sempre sul discorso, ma ormai lo dico, si sa, trasporti, supermercati, vari centri. Là come fanno a gestire questa cosa? Perché non possono dirmi che là non c'è il contatto tra le persone, perché anche quando passano tra gli scaffali, cioè almeno quando sono seduti al tavolo del ristorante hanno la distanza e arrivano con la mascherina. Quando sono seduti da Monica, sono seduti loro là e hanno le mascherine. Dentro come fanno quando vanno a fare la spesa? Nei mezzi di trasporto non ne parliamo, perché abbiamo visto delle scene, non parliamo di quando abbiamo visto gli europei, di quando abbiamo visto nelle piazze, perché là sì c'è stata l'apoteosi. Ho visto questo rave party che stanno facendo, tra parentesi. Sono rimasto scioccato e mi chiedo, ma il governo non può intervenire in una cosa del genere? Ecco, questa è una cosa che appunto loro dicono ma a noi chiedono tutto, però poi in casi clamorosi come questi, insomma, parliamo di contagi in questo momento, lasciamo la parte illegale del rave party, ma insomma proprio dei contagi, degli assembramenti. Parlo anche a livello di sicurezza, qua è morta una persona negata, cioè ascoltavo ieri sera, sono rimasto basito da sta roba. Dico, cioè tu, governo, intervieni, ma hai le forze e le potenzialità di intervenire. Non riesco a capire come mai c'è questo freno, a parte l'illegalità proprio a livello sanitario, perché anche il paese là vicino cioè, hanno paura. Questi qua cioè, dopo si muovono, girano. Girano dappertutto. Ecco, sabato prossimo ci sarà invece un'altra manifestazione Novax. A Padova, e insomma si parla di numeri alti di persone, insomma si spera di no, ma non perché giustamente ogni persona ha il diritto di poter dire, di poter fare quello che vuole, ma quello che si sta cercando di far capire è che non deve andare a però discapito degli altri. Difatti siamo tutti liberi. Cioè il pensiero è libero e sono liberi di prendere le proprie decisioni. Io non posso giudicare nessuno, l'importante è che rispettino gli altri. Non devono ledere le altre persone, perché c'è questo discorso del no mascherina, assembramento su e giù, devono capire che se io rispetto le loro idee, però bisogna stare un attimo attenti di non ledere gli altri. Ecco, ci sarà l'autunno, arriveranno le piogge, come vi organizzerete per chi non ha magari la possibilità di avere insomma, un locale capiente? Quindi, adesso prendo la sfera di cristallo, la metto qua sopra. Quindi appunto il problema è questo. È difficile. Questa è una domanda, è una cosa che per quello l'ho detto, spero che duri l'estate il più possibile. Però, siccome il Green Pass non sarà tolto nel giro di poco tempo, voi come esercenti cosa farete? Perché poi ci sono i bar che sono magari anche piccoli, hanno... Allora, c'è il bar, ho visto adesso come una volta che si stavano organizzando comunque con un po' di esterno, le lampade riscaldanti, qualcosa cercano di organizzarsi. Nel caso mio non posso, o nel caso dei ristoranti non posso, una pietanza messa all'esterno diventa fredda, cioè c'è proprio il disagio del freddo, non si può. Quindi il problema è più per i baristi, dice? Sì, noi dovremmo fare all'interno con Green Pass, là non ci muore se non cambia qualcosa. I baristi c'è anche da dire che la consumazione al tavolo all'interno richiede il Green Pass, all'esterno no, però la consumazione al banco
non richiedeva il Green Pass, certo. perciò anche qua vede c'è un paradosso, perché c'è da capire anche il povero barista, dico io, se tutti si assemblano dopo al banco, certo. come fanno a gestire questa situazione? Cioè, non è semplice. E torniamo al fatto che probabilmente non c'è ancora una chiarezza e una stabilità poi delle regole, perché come diceva lei cambiano e quindi la gente non riesce nemmeno i cittadini riescono a star dietro, posso stare al banco, non posso stare al banco, però effettivamente se poi nel bancone ci sono 15 persone che bevono il caffè, partiamo che quello è un assembramento. Esatto. Guardi, io vedevo anche quando chiedevo i Green Pass per le cerimonie, la gente si rende disponibile, però moltissimi arrivavano e non riesco a scaricare il Green Pass, non mi è arrivato il codice, come posso fare? Non me l'hanno fatto, ma ho il tampone, ma quanto ore prima? Oppure mi chiamano, io ho il bambino a 13 anni, a 12 anni, a 6 anni, come devo comportarmi? E questi non sono cose che devo fare io, però per fortuna abbiamo un'associazione di categoria che cerca di dare il massimo, informarsi e cerchiamo di aiutare le persone. C'è veramente confusione, non c'è chiarezza. Quel discorso del documento, io proprio speravo che lo tirassero via, fatalità ha durato una settimana, perché noi non siamo mica pubblici ufficiali, cioè veramente nascevano dei disguidi col cliente e rischio, intanto metto a disagio tutti, metto a disagio il cliente e rischio di perdere il cliente, no. Noi siamo ristoratori, parrucchieri, non siamo pubblici ufficiali, non è il nostro lavoro questo. Cosa chiederebbe lei al governo? Quello che abbiamo sempre chiesto tutti fino adesso, un po' di chiarezza e che si prendano delle responsabilità. Cioè, questo è un po' di chiarezza, perché quasi sempre escono le norme, noi ci troviamo con gli strumenti in mano il giorno dopo da applicare, perché sono norme, sono esecutive e non sappiamo come fare. Giustamente, anche se chiediamo alle forze dell'ordine o chi per esso informazioni, anche loro sono nei nostri panni a volte a disagio, che non sanno come comportarsi perché è appena uscito ancora non si capisce. C'è un po' di confusione. Un po' il timore, perché ci dicevano alcuni ristoratori un po' il timore di quando arriva il cliente che magari, insomma, quello disponibile, collaborativo, come diceva lei, che presenta il Green Pass, ma ci diceva un ristoratore, sono anche un po' preoccupato perché magari dice è successo, mi arriva uno invece che, come è successo poi, ricordiamo anche nel Vicentino, che non ha il Green Pass e pretende di entrare, per cui poi sorge un diverbio poco piacevole per il ristoratore, per il cliente, per i clienti che sono lì presenti, quindi c'è anche questa preoccupazione. Questa è una delle cose che ci ragioniamo anche a casa su queste cose, spero non mi capiti mai. O spero proprio nel buon senso della persona che capisca che nel rispetto anche degli altri commensali che sono in sala deve rispettare le norme. Quella persona che mi arriverà senza Green Pass lo sa già, è premeditato, lo fa apposta perché vuole venire là a creare. Sappiamo già che alla fine comunque crea disagio, lei sa che crea disagio. Io spero che nel buon senso capisca che siamo in difficoltà anche noi nel chiedere il Green Pass e abbiamo vissuto, abbiamo fatto 1 anno e mezzo, ha visto l'altalenanza, apri chiudi e molti di noi non sono neanche sopravvissuti, non fisicamente ma dico a livello. Avete qualche numero di quanti locali hanno chiuso? Guardi, è un numero che ormai ho perso, però già all'epoca del secondo lockdown, quando è arrivato il secondo forte, mi sembra parlavamo già di un 20-30% tranquillamente. Sono numeri veramente grossi. Sono numeri grossi, magari è qualcuno che era già in difficoltà e questa è la goccia. Voglio far presente che poi ci sono attività, io parlo nel caso della nostra, che è stata colpita duramente dal Covid, sia a livello economico, ma anche a livello familiare, perché noi in settembre abbiamo perso il nostro papà con il Covid e pochi mesi dopo, ci tengo a fare i nomi perché ci tengo a queste persone, ho perso il dottor Fulvio Ghezza che era il mio oculista, ho perso Walter Schiavon che era il mio commercialista, ma erano tutti amici di famiglia. Io mi sono trovato che su qualche mese c'era tutto un funerale e le persone se ne andavano così. E la cosa più brutta è che
erano ricoverate, vedevo mio papà, tu eri impotente, tu non potevi entrare, una persona muore da sola. Certo. Perciò chi ha vissuto queste cose vedrà che il Green Pass lo dà, lo consegna, cioè bisogna averle provate. Certo, io la ringrazio che siamo arrivati al termine di questa diretta, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, speriamo che la situazione possa migliorare con questa vaccinazione. Termina qui, ringrazio anche Andrea Basso e Alberto Piovesan in regia, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.